Continuiamo anche questa mattina con questo bel libro, Il leone alato. Aspettate perché Mirella ha bisogno di mettere a posto. Transadriatica era la compagnia di volo che ha avuto sede qui negli anni '20, fondata da Renato Morandi. Come può osservare da questa mappa dell'epoca, si è estesa in diversi paesi d'Europa, tra cui naturalmente la Germania. Vede qui segnato Monaco. La flotta di aerei utilizzati era costituita da Junkers. I due ingegneri, Ugo Juncker e Renato Morandi, avevano una grande differenza di età, erano molto diversi, eppure esisteva un rapporto personale e professionale molto intenso tra loro. Da primi i collegamenti erano assicurati da questo modello che portava 4 passeggeri, poi questo a 3 motori che ne portava 18. Questo Morandi, figlio di un importante imprenditore di Ancona, molto conosciuto nel settore del trasporto navale, era un uomo di grande temperamento. Il suo entusiasmo era contagioso e la sua intraprendenza coinvolgente, per non dire travolgente. In pochi anni questo ingegnere, neanche trentenne, seppe dar vita a una rete di collegamento per l'epoca straordinaria. Lungimirante, aveva visto in Venezia una forte attrattiva per i passeggeri di mezza Europa. Cosa che infatti si manifestò e anzi diede impulso ad un turismo di alto livello, contribuendo tra l'altro a riempire e vivacizzare i grandi alberghi del Lido, come il The Ben, l'Excelsior e altri di Venezia. Affidabilità, efficienza e qualità espresse da Transadriatica in quegli anni, anche nell'aver scelto di acquistare aerei Junkers, resero molto prestigiosa questa iniziativa, che andò rapidamente consolidandosi e allargandosi. Transadriatica fu dunque la prima compagnia aerea commerciale italiana e chissà che spinta egli avrebbe dato ancora a questa crescita così esponenziale se il suo esuberante fondatore non trovasse la morte, ancora giovanissimo, a causa di un tanto banale quanto inspiegabile incidente. Il rintocco serrato di passi femminili fece girare i due nella direzione del corridoio, dove proveniva il ticchettio. Mi fermo qui, un libro molto entusiasmante, Il leone alato, che parla di questo ragazzino che fin da piccolo ha la passione per gli aerei, nessuno crede, a parte una persona. E chi è? Il suo nonno. Il suo nonno che ha capito che questo ragazzino ha delle potenzialità, lo aiuta economicamente, lo supporta psicologicamente, nonostante i genitori contrari, finché lui diventa questo ingegnere. È il primo a salire sull'aereo, anche se non ha mai volato questo nonno, perché si fida ciecamente di questo ragazzo. Ne parleremo questa mattina con gli ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza il professor Claudio Previatello, docente di economia agraria, Istituto Bellini di Trecenta. Grazie prof di essere qui. Buongiorno a tutti. Saluto anche il sindaco di Sarnede, Larry Pizzol. Grazie anche a lei sindaco, soprattutto di capire l'importanza di stare vicino specialmente ai giovani con la cultura. Io sono dell'idea, lo dico anche al sindaco, che li salveremo solo con la bellezza e la cultura questi giovani, non serve altro. Il problema è che non abbiamo capito niente, molti di noi, a mio avviso, perché non sanno come approcciarsi questi ragazzi che stanno tirando fuori una rabbia repressa terribile, incontrollabile, perché nessuno gli ha insegnato che c'è un altro modo. Però forse siamo ancora in tempo. Io sono convinta, professor Previatello, che ci sono più ragazzi bravi che ragazzi non bravi. Il problema è che sono isolati, non hanno punti di riferimento. Adesso chiude la scuola, che ha la fortuna di partecipare a Grest, ma se ha la fortuna perché costano anche, tutto a pagamento, non so il perché, ma è successo, una volta non c'era tutta sta roba, erano i più grandi che veramente accudivano i più piccoli, gli insegnavano a giocare, a diventare grandi. Adesso bisogna pagare per fare qualsiasi cosa. Questi ragazzi lo sanno, lo sentono e si allontanano sempre di più. Cosa ci dice professor Previatello e come si è chiusa la scuola quest'anno? Prego. Allora, guardi, non è la prima volta che ne parliamo di questa situazione. Purtroppo il mondo di oggi si sta un po' dimenticando dei giovani, un po', direi se ne è completamente dimenticato, ma penso che sia frutto di questo mondo così consumistico, così legato
ha delle dinamiche finanziarie che non vuole assolutamente che il mondo progredisca, e quindi ovviamente la parte migliore del mondo, che sarebbero i giovani, vengono tenuti pressati, livellati. Loro devono essere solo dei semplici consumatori attaccati ad un telefono e pronti a comprare sui vari Amazon o cose così, ma non devono essere liberi di pensare, non devono avere una mente critica. Questo è il mondo che noi stiamo portando avanti oggi, con le politiche che ci sono in ogni singola nazione. Se noi andiamo a vedere, guardate che cosa viene fatto per la famiglia, per il miglioramento delle scuole. Le scuole sono gli ultimi capitoli di spesa in uno Stato, dovrebbero essere i primi insieme alla sanità. Se ci pensiamo, spendiamo soldi per le guerre, spendiamo soldi per una valanga di cavolate per che non servono a carrozzoni che non niente. servono a niente. Ecco, però mai che vediamo, non so, che vengono stanziati ulteriori miliardi per le scuole. Avete mai visto l'Unione Europea o lo Stato italiano che dice quest'anno abbiamo deciso di investire 50 miliardi nella scuola? Sì e no, che ne investano 9 e riescono a malapena a pagare gli stipendi, e qualche volta, se c'è un bravo presidente della provincia, riesce a sistemare qualche struttura, perché anche le province ormai sono messe alla carità. Per cui dopo questi ragazzi qua li abbiamo praticamente non solo isolati, ma li abbiamo annichiliti. E questo è uno dei problemi cardine, secondo me, mio modestissimo parere, però è quello che vedo, motivo per il quale tantissimi ragazzi oggi non si vedono un futuro, non hanno speranza, trovano nel divertirsi anche in maniera sbagliata, in maniera esagerata, l'unico sfogo che riescono ad avere. Smettono di fare gruppo perché ormai hanno tutto in mano, pensano di avere il mondo con il telefono. In verità è cambiata la palla al piede, una volta si legava alla caviglia, no? e pesava, adesso invece è bastato uno schermo che ti dice lui che cosa fare, e noi diventiamo dipendenti della cosa più stupida al mondo, cioè di un computer che gli devi dire te quello che deve fare e invece è lui che ci comanda. È una cosa assurda quello che sta capitando, però gli effetti si cominciano a vedere. Sindaco Larry Pizzo, lei invece ha fatto di Sarmede proprio il paese della cultura. Quanto bello arrivare a Sarmede, vedere questi murales bellissimi, con queste immagini che ci fanno ritornare bambini, con le fiabe, le storie antiche di una volta. Ma siamo diventati grandi e bravi lo stesso e non vedevamo tutta questa aggressività, ecco, questi giochi veramente perversi. Eppure tutti noi siamo cresciuti con questi libri bellissimi, questi racconti straordinari. Il mondo ci faceva vedere i boschi, i prati, gli animali, anche la violenza, ma sotto una forma molto delicata, molto istruttiva. Cosa è successo secondo lei, Sindaco? E perché puntare molto sulla cultura come ha fatto lei, e la ringrazio per questo, a Sarmede? E intanto allora buongiorno Mirella, buongiorno al professore ospite nel suo studio e a tutti i telespettatori. Allora, effettivamente io sono al mio 12° anno di mandato, il 3° mandato, questo qui, ma fin dall'inizio, quelle poche risorse che dispone Sarmede, ho cercato di investirle proprio nel mondo della scuola, dell'istruzione e della cultura, partendo dal presupposto che i giovani anzitutto hanno diritto di avere il meglio da noi adulti e in primis dalle istituzioni, ma ancora di più loro rappresenteranno i cittadini di questi nostri piccoli borghi, e se vogliamo che i nostri paesi continuino a vivere dobbiamo dare le possibilità ai nostri figli, nipoti, di poter sviluppare le proprie ambizioni e di poter crescere in serenità all'interno di una comunità accogliente. È successo che nel frattempo abbiamo avuto una pandemia che in qualche modo ha cambiato gli stili di vita di ciascuno di noi, e quello che stiamo notando anche nelle nostre piccole comunità è che ormai i social, l'utilizzo dei computer, degli smartphone stanno creando una realtà parallela a quella che effettivamente invece viviamo tutti i giorni, che dà l'illusione di poter trovare tutte le risposte, di poter avere rapporti di amicizia a distanza senza più un incontro personale. Io sto investendo contro questa deriva
E il primo passo importante che dobbiamo fare è quello con i genitori, con i nonni, con le famiglie, perché sono coloro che vivono la maggior parte del tempo accanto ai nostri giovani e che devono in qualche modo, da un punto di vista culturale, cambiare, invertire questa rotta. È un lavoro che deve essere fatto di squadra e, come diceva lei Mirella prima, i nostri giovani sono in gamba, sono quelli che eravamo noi un tempo, hanno delle potenzialità, a mio giudizio, in più, hanno una marcia in più. Noi dobbiamo solo far sì che tutto questo di buono possa uscire. Ma quello che più mi conforta, e qui io parlo con dati alla mano, noi abbiamo la Casa della Fantasia che ospita la Mostra Sì, a Internazionale di parte che Illustrazione vorrei anche avere qualche servizio di Sarvede, visto che ho solo, ecco, visto che ne avevamo tanti, e lei non ha mandato niente, Sindaco, ma possiamo trovare qualcosa, Sì, perché è peccato non mi vedere. scuso, ma giusto per darle un numero, noi anche quest'anno abbiamo avuto più di 12.000 bambini che sono venuti a visitare la nostra mostra e che quindi si sono approcciati, legati a quelli che sono i libri per la fiaba, che in qualche modo raccontano la realtà vista attraverso i loro occhi. E posso dire proprio con fermezza che quella voglia di scoprire, di conoscere, quell'ingenuità che fa parte di quell'età è ancora molto viva e presente e noi è lì che dobbiamo intervenire, che dobbiamo lavorare. Allora, è vero, quello che si investe in cultura non lo si tocca con mano subito, non è come realizzare un'opera pubblica, ma io penso che un amministratore lungimirante, chi ci governa in generale, dovrebbe creare le basi affinché tutte queste potenzialità possano uscire per creare il cittadino del domani. Ed è uno sforzo importante che non dà i suoi frutti subito, ma sui quali assolutamente, al pari della sanità, noi dobbiamo investire. Da qui non c'è via d'uscita. Professore, come commenta, professor Previatello, le parole del sindaco Leri Pizzo, dove, non so se lei è stato a Sarmede, no. Ecco, vada a visitarla perché è bellissimo, vediamo poi se riusciamo a vedere anche qualche immagine. Ti sembra di tornare indietro nel tempo, tutte queste case con questi muralis che raccontano le fiabe, è bellissimo veramente, entri nel comune, ti sembri di entrare in un museo, vedi delle pitture, delle stampe, bellissimo veramente, la biblioteca, tutte quelle cose che ti fanno assaporare e respirare cultura. E questi ragazzi, non lo so quante volte sono andati a Sarmede, cioè perché noi li portiamo a Parigi, li portiamo in Inghilterra, sì, cioè li portiamo sempre dove magari potremmo anche portarli, oppure andare da soli più avanti e fargli capire cosa c'è anche nel loro territorio. Mi sembra che qua si faccia pochissimo, o sbaglio? E costa troppo, non ci si può spostare, però quando vogliono li spostano, sì. E come? Prego, professore. Guardi, le faccio un esempio pratico. Io sono un agricoltore oltre che insegnante, no? E delle volte dialogo con mio papà che gestisce insieme a me la nostra azienda, che la gente oggi spende 1.000 euro su un telefono, però non investe ad esempio sulla cosa più semplice per la quale dovrebbe investire, che è il cibo. Magari vanno a fare la spesa nell'ultimo dei supermercati, quello più scalcinato, però il telefono da 1.000 euro in tasca ce l'hanno. Questa è la mentalità che sta venendo fuori oggi, quindi mi aggancio a quanto diceva il sindaco poco fa: investire in cultura è essenziale. Il problema è che è il mondo nel quale viviamo oggi, il modo in cui i nostri governi hanno costruito questo mondo. Tutto di base finanziaria, tutto che non ha più valore ciò che non si vede come la cultura. La cultura, è vero, è qualcosa che non è fatta di cemento, non è materiale, però costruisce una materia molto più importante, che è quella grigia. Quando si ha materia grigia, allora si ha un popolo, una comunità di persone che poi portano avanti. Ma molto probabilmente, guardi che questo non sta capitando a caso, questa situazione, è tutto voluto secondo me, perché è possibile che quando qualcuno tenta di fare qualcosa, appena la cosa comincia
ad avere il senso giusto, c'è sempre il paletto, il cavillo e si deve diventare No, scemi. ti segano proprio, ti segano. Tagliano le gambe. Tagliano le gambe. Sempre. Le abbiamo provato anche noi con progetti veramente importanti per quei ragazzi che alzano l'asticella, segati in pieno. Ho Sì. paura di partire, è troppo responsabilità, ma allora di cosa stiamo parlando? Andiamo a vedere Sarmede. Quando spunta il sole fa cri cri. Pian piano nascono nella mia mente mentre leggo le immagini. Descrivono l'immaginario dei bambini attraverso i disegni, li aiutano a sognare. Le loro immagini sono ricche di maghi, animali, oggetti fantasiosi e giganti, pupazzi che animano la fantasia dei piccoli. Sono gli illustratori, artisti che hanno esposto le loro 300 opere alla 28ª Mostra Internazionale dell'Illustrazione per l'Infanzia di Sarmede. Quest'anno il Paese delle Fiabe ha ospitato i disegni di 38 artisti da tutto il mondo e per riuscire a esprimere al meglio la loro fantasia gli illustratori giocano con i racconti. Cerco di entrare il più possibile nella storia, di farmi coinvolgere e di mettermi, cioè di diventare anch'io personaggio di questa storia. E anche il racconto come il disegno non nasce solo per i bambini, spesso inizialmente la volontà dello scrittore è un'altra. Ho voluto fare una cosa sì per i bambini, perché il libro illustrato è diretto a loro, ma soprattutto una storia che coinvolga anche gli adulti, o quantomeno che avvicini gli adulti ai bambini. Oggi alla mostra c'erano i professionisti dell'illustrazione, gli appassionati, coloro che volevano incontrare personalmente gli artisti e loro, i veri protagonisti, i bambini, attratti da tutti quei disegni. Questo mi piace. Mi diverte perché piange. Perché ti piace? Cosa c'è? Cos'è che c'è disegnato lì? Perché ci sono le scimmie. Il carabiniere sotto i baffi fanno no. Allora, si parlava proprio con l'importanza di avere proprio la coscienza e l'intelligenza di capire che questi genitori devono iniziare a fare dei percorsi diversi, non c'è niente da fare. E se non lo fanno li obbligheremo, quelli che veramente non hanno ancora capito come deve girare il mondo. Perché se i ragazzi sono così, non è colpa dei ragazzi. Professore, cosa dice? Cosa dice di queste immagini che ha visto? Beh, le immagini sono bellissime, magari. Andrà a visitare Sarmede, andrà a trovare il sindaco Pizzol, vero? D'estate faccio fatica perché però d'inverno è già più semplice muoversi, spostarsi. Però sì, purtroppo la famiglia è il cardine, il fulcro dal quale noi dopo come figli ci forgiamo e poi diventeremo futuri genitori. Se la famiglia oggi è fatta di persone che alla prima occasione marito e moglie si bisticciano, no, basta, io vado da una parte, tu vai dall'altra, oppure il bambino piange, aspetta che vado a guardare il telefono, cioè, se anche loro sono già così, che cosa capisce il figlio? Purtroppo non tutte le famiglie chiaramente sono così, ma in tante famiglie c'è questa, oppure c'è la famiglia dove devono lavorare 10-12 ore al giorno, prendono il figlio, lo mettono all'asilo nido, quando ha finito l'asilo nido va all'asilo e non c'è mai in casa nessuno. Questa è purtroppo una situazione dove bisognerebbe andare incontro. Da una parte le famiglie devono magari migliorare sicuramente il loro modo di educare i figli, però dall'altra anche una nazione che si tiene alla famiglia cerca di regalare quanto più tempo possibile alla famiglia, perché sia famiglia. La cosa più bella di una famiglia è stare insieme con i propri cari, potersi riunire, poter dialogare, la compagnia della famiglia è una compagnia che ti porti per tutta la vita, è qualcosa di unico, di istintivo se te la senti dentro. Ma senta professore, noi abbiamo fatto vedere un servizio proprio sui nostri telegiornali di un dirigente scolastico che alla fine della scuola, questa scuola è diventata un bivacco dell'allegria, dove hanno lasciato rifiuti, hanno lasciato di tutto e di più, era la chiusura dell'anno scolastico all'interno della scuola. Allora io mi domando, ma non è che si possa intervenire prima e non sempre dopo? Cioè, è possibile che in tutta la giornata o quelle ore che questi ragazzi non ci fosse nessuno che controllava? Crash Montanà è la dimostrazione che vicino a queste fragilità, perché sono tutti fragili, fino a 21 anni il cervello in crescita, ci vuole l'adulto. Sì. Ci vuole l'adulto che controlli le situazioni. Tu ti diverti, ma io ti guardo. Sono qua, faccio niente. Il problema è che se questi ragazzi li lasci liberi,
l'età, la voglia di trasgredire, tante cose, però tu devi avere sempre delle regole. Il rispetto delle regole, sei all'interno di una scuola, di un edificio scolastico, che in teoria avrebbe dovuto darti quella per crescere nel rispetto, nell'educazione anche dell'istituto, dei tuoi insegnanti, i tuoi docenti. Perché dopo questo dirigente dice guardate cosa... E prima di fare questo non è che si potevano predire guardate ragazzi che fate questo, le porte sono aperte, però queste sono le regole. Allora professore, come mai l'adulto scappa sempre quando dovrebbe essere presente? Perché forse anche gli adulti tante volte non vogliono assumersi delle responsabilità e guardare in faccia i loro errori. Questa è una cosa che si nota specialmente oggi. Tutto troppo veloce, tutto privo di significato, tutto molto materialista. Se noi pensiamo a una semplice cosa, non diamo delle regole a questi ragazzi, ma le regole basterebbe anche semplicemente, le faccio un esempio, adesso io ho 41 anni ad ottobre, quando avevo 13 anni mai e poi mai mi sarei sognato di uscire tutte le sere d'estate. Uscivo il sabato con mio papà che mi diceva l'ora? Alle 10:30 a casa. Poi, mano a mano che sono cresciuto, a 18 anni, 19, ok, se vai via col motorino, vieni a casa a 00:30, se vai via con la macchina che hai preso la patente alle 11 a casa. Cioè, c'erano dei paletti e sapevi che quando arrivavi a casa, sulle uscite ma anche sulla scuola non c'era sempre il genitore che ti difendeva, c'era il genitore che ti diceva hai preso un brutto voto, ok, come mai? Per questo motivo, anche se hai ragione sappi che hai torto. Perché? Perché tu intanto fai il tuo dovere, dopo vediamo. Dopo ne parliamo. Oggi invece non è così. Professore, parliamo proprio dei genitori. Quando voi incontrate, non tutti, ma non parliamo di quelli bravi, perché quelli bravi sono già bravi, parliamo di quelli invece che non riescono a capire il ruolo del genitore. Ecco, cosa dicono? Quando li incontrate, cos'è che questi genitori comunicano? Perché io veramente sono molto preoccupata, specialmente dei sessantottini, se devo dire la verità, professore. Io adesso non li saprei distinguere, nel senso che però ho avuto esperienze di questo genere dove c'è il genitore che è proprio problematico e lì vedi il ragazzo o la ragazza che proprio hanno una situazione, sono persi. Come dall'altra parte vedi magari il ragazzo che è in difficoltà e la famiglia che è vicino, e lì vedi proprio la progressione, cioè se poi dopo si lavora assieme, c'è la famiglia presente, quindi la famiglia è sana. La squadra inizia a formarsi. C'è il ragazzo che ha preso una sbandata, si sta comportando male, roba così, ma se a casa c'è la famiglia, nel giro, i più difficili magari nel giro di 2 o 3 anni, ma li raddrizzi tutti. Ho avuto degli esempi a scuola mia di ragazzi che erano completamente fuori fase, ma proprio fuori, li abbiamo portati alla maturità, c'era da meravigliarsi il giorno che hanno fatto l'esame di come parlavano, caspita. Cioè, che vittoria, lì professore. È un po' un orgoglio perché che vittoria. cominci a dire, caspita, io me lo ricordo questo qua quando faceva il disastro in classe, guarda adesso ti veniva quasi rabbia da dire, guarda se ti fossi comportato bene prima, se avessi studiato come adesso prima, saresti uscito anche col 100. Professore, che qualcuno si vergogna di chiedere aiuto perché sa di aver fallito. Perché il fallimento è dei genitori, non è dei ragazzi e non è della scuola. Perciò chiedere aiuto vuol dire che tu genitore hai fallito e non riesci a trovare la quadra. Però chiedere aiuto non posso, mi vergogno, allora metto la polvere sotto oppure difendo l'indifendibile, come quel sindaco, e qua mi rivolgo al sindaco Leri Pizzo, che ha detto, sai Mirella, quel genitore nonostante il video che faceva vedere suo figlio che stava compiendo un atto di vandalismo, continuava a dirmi quello non è mio figlio, neanche fossimo stati, ha detto, a New York, un paesetto, e continuava a dire ma come fai a dire che è mio figlio? Ma come faccio? Ma lo stai guardando? Ecco, sindaco, anche voi, perché siete i primi che si confrontano con queste realtà, ecco, cosa dici? I primi che devono dare delle risposte con poche risorse, con tanti problemi. Prego, sindaco Pizzol. Microfono. Adesso sì. Sì,
Concordo con quanto ha detto il professore in studio, nel senso che l'ecasistica vede a volte nuclei familiari che sono un po' in difficoltà e che quindi hanno fanno una oggettiva fatica a trasmettere delle regole chiare e precise ai propri figli, ma ancor più a trasmettere il senso del limite e del rispetto, anzitutto verso le altre persone e verso le cose. Poi ci sono effettivamente altre famiglie ben impostate, ben inquadrate, che tengono molto all'educazione dei propri figli, che però a volte si scontrano con dei momenti che sono anche fisiologici in cui il figlio perde un po' l'orientamento. Vuoi per i tempi che stiamo vivendo, per le compagnie che frequenta, per vari motivi, però io ho notato nel mio piccolo che se c'è una sinergia tra famiglia e istituzione ente locale, poi si viene a capo del problema col tempo necessario, ma comunque il figlio torna ad essere quello che era prima. È chiaro che questo richiede uno sforzo, cioè nel momento in cui si identifica un problema, e questo mi è capitato, il genitore non può far finta di non riconoscerlo oppure dire beh, crescerà e col tempo si sistemerà. Cioè ormai nulla può essere più lasciato al caso o alla gestione di qualcun altro. Ognuno di noi deve prendersi le proprie responsabilità, perché più volte ho detto anche a qualche genitore, perché qualche accadimento strano sta capitando anche nei piccoli paesi come il mio. Cioè, nel momento in cui il figlio per X motivi compie qualcosa che non va bene, il genitore non può avere ancora il coraggio di difenderlo, ma deve intraprendere un'azione congiunta con chi ha subito anche il torto o il danno e intraprendere poi tutte le azioni necessarie affinché tutto questo venga corretto, ma a volte capita il contrario. Quindi di fronte all'evidenza c'è ancora quell'intenzione di difendere e giustificare, che non va bene per l'educazione di quel ragazzo o di quella ragazza che poi diventerà un adulto, e questo chiaramente richiede fatica, richiede tempo. Ormai oggi noi viviamo la maggior parte della nostra giornata correndo per lavoro, per altri impegni, per hobby, e ci ritroviamo alla sera, che a volte non glielo vediamo neanche più con i nostri ragazzi. Un tempo c'era l'abitudine, se non al pranzo ma alla cena, di sedersi tutti attorno al tavolo, di fare il punto della situazione su come era andata la giornata, di che problemi c'erano stati, di che soddisfazioni c'erano state. Oggi questo purtroppo accade sempre meno, ed è quell'aspetto di socialità che nasce all'interno del focolare che poi in qualche modo si ripercuote anche nei rapporti esterni. Ed è qui che noi dobbiamo lavorare e intervenire, perché stanno parlando di rimodulare anche gli orari di lavoro, di limitare la settimana in termini lavorativi. Secondo me sono ipotesi che vanno prese seriamente, queste qui, perché dobbiamo ritornare a dare importanza a ciò che effettivamente lo ha, non perché le altre cose di lavoro ne abbiano meno, ma io parto sempre dal principio che la vita è una sola, che le reti e le relazioni umane sono quelle che ci costruiamo nel tempo e che poi sono irripetibili. Quindi se noi non dedichiamo anche parte della nostra esistenza sotto questi punti di vista, ci ritroveremo poi alla fine a chiederci quello che ci rimane intorno, a partire dai nostri familiari. E sono concetti che nella frenesia di oggi questi sono difficili da trasmettere, oppure ti prendono per pazzo se tutto va bene. Vede, Sindaco Pizzol, il professor Previatello ha detto una cosa che io condivido in pieno. Non è che queste cose siano nate per caso. C'è qualcuno che ha deciso a livello politico, con leggi, con deroghe, di far diventare tutto un business. Se io faccio business non esistono orari, non esistono regole, perciò io cerco di incamerare più soldi posso. Come fare? Scoprendo e mettendo a nudo le fragilità. Colpisco loro. Come? Gli orari.
Ma è possibile che si esca a mezzanotte e si deve entrare alle 5 del mattino? Chi è che ha permesso questo? I ragazzi? Non credo, assolutamente no. Chi è che fa tutti questi giochi online? Oppure quando esci trovi tutti questi biglietti, vincita 1 milione, vincita 500.000 euro, coloratissimi che non puoi non vederli neanche se vuoi. Giochi online, avete sentito i numeri, i soldi che giocano? Chi è che ha permesso questo? Siamo stati noi? Siamo stati noi a chiedere queste cose? No. Hanno chiuso 2 casinò, ne hanno aperto 150 di piccoli, dove tu entri, fai quello che vuoi. Capisce che non possono sempre raccontarcela come vogliono, perché non siamo dei deficienti mentali, scusate il termine ma mi viene da dirlo, perché loro giocano sulla nostra pelle coi nostri soldi e coi nostri soldi poi fanno quello che vogliono loro. Non è che magari dicono, beh vabbè, ma li hanno impiegati anche bene sulle famiglie, su quello che serve alla società, sull'ambiente, sul territorio. No. Li puntano sulla propria visibilità. E questo i ragazzi lo hanno capito molto bene, non sono mica scemi sti ragazzi qua, sapete. Anzi, sanno benissimo, ma anche se faccio questo, qual è il problema? Tanto so chi sono i miei genitori, so cosa succederà a casa nel momento che ci sarà questo confronto, so che la legge mi protegge, alla fine, tutto sommato, però vuoi mettere l'adrenalina e la visibilità che ho avuto in quel momento, che sono un eroe, uno sceriffo? Che sono un qualcuno? No, professore, è inutile che ce la giriamo, perché passano sempre il cerino, la colpa dei genitori, la colpa tua, però la politica di queste colpe non ne vuol sapere. Loro non hanno, anzi, guai a parlare di questo. E se parli, ti segano, devono eliminarti perché crei un problema. Non sei una risorsa per loro che dici, ma guarda, queste persone stanno cercando di darci una mano. Sì. No, devi essere segata perché pieghi il sistema del business, che è l'alcol, la droga, le sigarette, il fumo, l'online. No, non puoi toccarmi queste cose. Ah, professore, ma allora di cosa come facciamo? E poi la colpa è nostra, hai votato? E potevi cambiare, ma cosa cambio? Se quella è la lista, allora se non, lo dico sempre, se non vado a votare, perché non vado? Se voto mi dicono già, vota questi, e chi sono questi? Non ci dicono neanche chi sono. Ti danno già loro, ci danno da tutte già loro, le parti, ma non ci dicono neanche chi sono, che curricula hanno, perché c'è una roba pazzesca. Poi sono uscite le liste civiche e ho detto, beh, bene o male, che almeno si sa che, no, calma, l'hanno capito subito. Allora hanno eliminato il partito e si sono messi dietro la lista civica dicendo è una civica. Ma che cavolo stai dicendo che è una civica? Professore, questi ragazzi lo capiscono. Lo capisco, queste colate di cemento che stanno distruggendo il territorio senza pensare che siamo un paese con porti, ferrovia, che potremmo girarlo da nord a sud. Ma vi rendete conto la morfologia del nostro bellissimo paese Italia? E no, bisogna fare la 4ª, la 5ª corsia, tutto su gomma, il tram sopra. Perché non l'hai fatto sotto? No, non si può, ma come? Ma no, l'hanno fatto a Napoli, non so cosa hanno trovato sotto Napoli, ma Napoli hanno fatto la metropolitana, ma da anni. Qua qua siamo piccoli, siamo così, siamo con la... Professore, ma questi ragazzi capiscono che l'ambiente è il loro futuro, È il loro futuro. E quelli che protestano per queste cose. Prego, professore. Allora, diciamo che purtroppo la società è marcia, ma questo è una cosa che ormai... Detto dal professore. Lo si vede, insomma, non credo ci siano tante spiegazioni da dare, è così, perché lo stiamo vedendo ogni giorno. Ogni giorno guardate quante persone sono indagate per questo, per quest'altro, per quell'altro, in una situazione dove non si capisce mai bene dopo chi sia il colpevole, no, ma perché dopo è tutto un gioco di scaricabarile. Questa è la politica, ma secondo me anche la politica è stata creata... Ma prova a fare tu le cose che fanno loro. Ah no, sarei già in galera. Saresti già in galera, oppure ti hanno sequestrato casa, tutto quanto. Prova a farlo tu quello che fa qualcuno. Anche se diciamo qualcosa di storto qua, può darsi
darsi che ci arrivi qualcuno ci porti via. Vabbè, ma non c'è problema, noi usciamo tranquilli. Però quello che secondo me è opportuno fare, ed è bello l'esempio di Sermede che avete dato, nel nostro piccolo. La risposta a questi giganti planetari che vogliono farci diventare dei ratti da laboratorio, dei robot, è rispondergli nel nostro piccolo, perché purtroppo vede quell'apparecchio che mettono in mano alle persone ti fa sempre pensare in grande, ma ti fa perdere il contatto con quello che tu hai veramente vicino. La mia risposta è: guardatevi attorno, cercate nel vostro piccolo, cercate dei rapporti, cercate delle persone come voi, coltivatevi, state nel vostro piccolo, lasciate stare i pensieri fuori dal normale, perché dopo vi accorgerete andando avanti, ed è quello poi il problema che capiterà quando, come anche tanta della mia generazione è arrivata a 40 anni, pensava ancora di averne 18 e a un certo punto non sanno più da che parte girarsi. Vivono... Vesto come mio figlio, sì, non vedi, mi faccio chiamare papà. Li vedi tutti, vai, tutti svalvolati e dici, sì. Ma caspita, ma hai mica capito che la bellezza di crescere è di andare avanti, che c'è una progressione nella vita, e la progressione non deve essere qualcosa che ti fa sentire male, deve essere la voglia di futuro. E allora per avere di nuovo voglia di futuro è uscire dagli schemi di questo mondo stupido che vogliono farci vedere, ma in verità è una maschera, è una maschera il mondo che loro ci vogliono far vedere, costruita con cavolate da prendere in mano e da giocare. Okay? Ci hanno trattato come se fossimo ancora dei lattanti che gli dai il giochino per di sopra che fa un pochettino di rumore e noi siamo tutti là così. Dovete guardarvi attorno, perché ci sono le persone, mi stupisco ma è così, non sanno neanche più cambiare una lampadina in casa, hanno perso totalmente la cognizione della realtà. Se noi invece cominciamo a guardarci attorno nel nostro piccolo, nelle piccole cose, cominciamo a ricrearci la nostra realtà, la realtà è di ognuno di noi, ce la dobbiamo riprendere e per riprenderla dobbiamo sconnetterci. Sindaco Pizzo, vediamo anche le immagini di Sarno intanto che il sindaco parla, come commenta quello che abbiamo detto, prego. Io concordo anche qui col professore, nel senso che noi attraverso la cultura dobbiamo essere in grado di far sì che i nostri giovani coltivino, anzi che creino il loro spirito critico, perché è solo in questo modo che poi avranno la capacità per valutare quello che la società attuale e quella futura gli porrà davanti, perché io vedo un altro grosso problema che sta venendo avanti, che è quello dell'intelligenza artificiale. Perché è vero che è uno strumento che ci potrà essere utile e facilitare in tantissime cose, ma come tutte le innovazioni, anche qui, se non c'è a monte una capacità di discernimento tra ciò che è di competenza nostra e ciò di quello che fa la macchina, che comunque abbiamo creato noi, ci faremo molto del male. E siccome le nuove generazioni nascono e crescono con questi strumenti in mano, secondo me noi siamo già molto indietro rispetto a quello che anche all'interno delle scuole dovremmo fare, e quindi iniziare a formare anche sull'utilizzo di queste tecnologie. Io adesso non sono un docente, chiaramente non ho le competenze del professore in studio, però nel mio piccolo posso vedere che abbiamo ancora dei programmi scolastici che molto probabilmente fino a 10 anni fa potevano essere anche in linea, andare bene, ma che però oggi non trovano quel giusto adeguamento alla realtà attuale e a quella che futura, perché ormai qui ogni giorno c'è un cambiamento e noi purtroppo non siamo al passo con i tempi. Quindi questa concomitanza di fattori e questo lasciare un po' in disparte quelle che sono le tematiche importanti, perché fa comodo così, purtroppo, perché fa comodo così, creerà ulteriori problemi seri a mio giudizio. E qua dobbiamo far man forte tutti quanti insieme e far sentire la nostra voce per conto mio. Vede Sindaco, il problema è che una parte di società civile, di comunità, di associazionismo
quelli bravi che hanno capito il problema hanno cercato di portare avanti con dei progetti veramente importanti per recuperare questi ragazzi. Il problema è che sono stati cestinati. Questo è il grande problema. Perché risolvevamo il problema. Il problema si risolveva ancora prima che nascessero le baby gang, sto nome Maranza, che non so chi l'ha tirato fuori. Sono stati portati a livello della prefettura proprio dei progetti ma veramente validi. Non è passato neanche uno. Sono passati progetti che noi invece abbiamo visto nel tempo aumentare il disagio giovanile. E allora tra di noi abbiamo detto, ma perché è successo questo? Allora abbiamo chiamato chi di dovere, perché stavamo per partendo, eravamo pronti per partire. E la risposta è stata, non hanno avuto il coraggio di partire. Allora capite che i conti non tornano, perché accusano, ma nessuno fa niente, ma nessuno ci mette. Come? Perché ci sono i progetti validi, perché non li tirate fuori? Ma perché non li tirate fuori e fate vedere i progetti che sono passati e quelli che non sono passati? Stanno solo copiare male, copiano i nomi, li storpiano un po' per far vedere, ma hanno copiato, continuano a copiare, ecco le cose buone che fai, no, come le ha fatte lei, no, dobbiamo farlo noi in qualche maniera, allora girano, escono persone che non hai mai visto, mai conosciuto, associazioni, ma che sono, cosa hanno fatto? Perché portano avanti la loro visibilità. Tanto è vero che queste persone sono sempre presenti, non è che mandano avanti, no, sono io, no, ci mancherebbe, parlo io, no? Allora, professore, questi ragazzi l'hanno capito, il sindaco Pizzo ha parlato di intelligenza artificiale, questi ragazzi sono andati a spasso. Io ho avuto la professoressa Morena Martini, insegnante, adesso anche si occupa di politiche giovanili in regione, che la prima cosa che ha detto sì, io non do più i compiti a casa perché arrivavano tutti fatti con l'intelligenza artificiale. I ragazzi sono già avanti, sono già là i ragazzi, ma cosa state dicendo? Ma l'intelligenza artificiale, dammela qua che ti faccio vedere cosa faccio con l'intelligenza artificiale. E quelli che hanno creato questo che non riescono neanche a gestirla, non riescono neanche a fare i collegamenti, sindaco. Non riescono neanche a collegarsi se non hanno 3-4 persone che gli preparano tutto e loro si mettono là e parlano. E questi sono quelli che vogliono dare le regole, vogliono insegnarci come si fa a vivere nel 2026. Capisce che non ci stiamo più, che dobbiamo, anche voi dovete parlare, dovete battere un colpo. Voi siete tanti sindaci, avete gli eserciti che sono, lo dico sempre, i cittadini che vi eleggono, ma siete tiepidi, vi strumentalizzano, vi raccontano quello che vogliono. Perché sanno che tanto comando io e loro faranno quello che dico io, perché fanno parte di partiti che governano. Guardi Mirella, scusi se l'interrompo, io per fortuna o nel male non ho nessun partito al quale sono legato, la mia è una pura lista civica e io ho sempre agito nell'interesse dei miei concittadini senza guardare in faccia a nessuno. Quindi perché il mio problema non è quello di fare una carriera politica, ma di dare delle opportunità alla mia comunità e di poterla fare crescere. Tanto è vero che il progetto PNRR Borghi l'ho incentrato per il ripopolamento del mio borgo proprio sulla cultura, proprio perché io credo su questo tema. Ma quello che più mi preoccupa è appunto quello che dicevo prima. Allora, se i ragazzi non vengono preparati e formati prima, io di professione faccio l'architetto, ok? Quindi posso imputare all'intelligenza artificiale dei dati, avere dei risultati. Ma se a monte io non ho una cultura mia, non ho quella conoscenza mia per vedere i risultati che mi arrivano, io posso prendere per buono tutto. È per questo che dicevo che anche a livello di scuola noi siamo molto indietro, molto impreparati rispetto a ciò che sta avanzando in tempi velocissimi, capisce? Sì, capisco io, infatti sto cercando di alzare l'asticella, ma sa che fatica, sindaco, che faccio? Perché poi devo confrontarmi, no?
E quando mi confronto il problema è sempre quello, ma chi crede di essere questa? Ma cosa vuole questa? Ma pensa di essere solo lei? Cioè capisce che non ci siamo proprio, perché non vogliono ascoltare, perché ripeto, non sei una risorsa, diventi un problema. E come Mirella ce ne sono tante che portano avanti questi temi che cercano, ma non ce la fanno. Sindaco, non ce la fanno perché li segano, continuano a segarli e poi passano il cerino. Ma noi sappiamo chi ce l'ha in mano il cerino dall'inizio e come lo sappiamo. Abbiamo una telefonata, chi è in linea? Vladimiro da Rovigo, poco lontano. Ciao Vladimiro caro, ciao. Vorrei fare una domanda al professore in particolare, cioè che prima appunto parlava di alcuni ragazzi che sta recuperando negli anni e via parlando. Cioè niente, stiamo vivendo in questo periodo, stiamo affrontando dei problemi nuovi creati da realtà nuove. Però mi sembra che molte volte la società o alcune parti affronti questi problemi nuovi, creati da realtà nuove, tendendo ad usare i sistemi vecchi. Ecco, mi chiedo, ma è giusto, è producente, diciamo, affrontare il nuovo partendo dal sistema vecchio? O non è meglio affrontare il nuovo, i problemi nuovi, sforzandosi di portarsi all'altezza delle novità e trovare lì delle alternative? Anche perché, chiudo, i problemi nuovi, tipo l'intelligenza artificiale e altre cose ancora, non è fenomeni locali, ma è fenomeni globali. E il nostro vecchio che usiamo noi altri qua in Veneto o in Italia non è uguale al vecchio che può usare in Inghilterra, in Giappone o in altre zone. Cioè, come dire, affrontare i problemi nuovi, in realtà nuove, partendo dal sistema vecchio, è sbagliato due volte, perché non si risolve e perché il vecchio nostro non può affrontare un problema globale, perché questi problemi nuovi, se globali, non sono locali. Cioè, non so se riesco a rendere l'idea. Cioè, a me mi pare che sia una carenza di sforzo di affrontare le novità, i problemi nuovi, cercando anche noi altri di essere nuovi e creando un'alternativa, perché sennò tutto si riduce nel negare, nel rifiutare la modernità, ma dopo questa trionfa e non trovando nessuna contrapposizione nel luogo e dai fenomeni anche brutti, cioè dei ragazzi, per esempio, che non ha riferimenti. Non so se ho reso l'idea. Grazie, buongiorno. Grazie Vladimiro, in cuffia non mi arriva niente, non so come mai, comunque adesso devo andare in pubblicità perché poi Vladimiro merita una risposta veramente importante, ha toccato dei temi veramente validi. Allora andiamo in pubblicità. E siamo col professor Claudio Previatello, docente di economia agraria all'Istituto Bellini di Trecenta, assieme a Leri Pizzo, sindaco di Sarmede, che abbiamo visto delle immagini bellissime, ha visto tutte le case affrescate, non solo all'interno ma anche all'esterno, sembra un paese da favola, tutto pulito, tutto in ordine, tutto restaurato, ma lui ha saputo investire, il sindaco, su quello che è il bene della città. Ed è il quarto mandato, terzo o quarto mandato che fa, vuol dire che ha seminato bene, sennò i cittadini ti manda a casa. E dove ha investito? Su quello che interessa ai cittadini, la bellezza, la pulizia, la cultura. È bellissima, bellissima veramente. Prego professore, e rispondiamo anche a Vladimiro. Allora, sì, parto subito col sindaco perché poi la risposta a Vladimiro è un po' più strutturata secondo me da fare. Il modo in cui abbiamo visto le immagini sono bellissime, magari tutti i comuni avessero dei sindaci così. Purtroppo tante volte ci si dimentica che le cose più belle della gestione della cosa pubblica, specialmente quando si è sindaco, sono come a Sarmede, cioè investire in ordine, in bellezza, valorizzare il proprio territorio. E allora quando si valorizza il territorio, si mantiene un territorio pulito, in ordine, vivo anche dal punto di vista culturale, allora anche il popolo risponde. Ma se si fa vedere che il proprio territorio viene dimenticato, che tutto sommato
quando c'è una buchetta te va a stropparla con con un operaio e basta. E dopo 3 giorni siamo da capo. La gente scappa. Sì. Mentre per quanto riguarda il signor Vladimiro, avrei una risposta un pochettino strutturata da dare. Allora, sicuramente i problemi sono nuovi e per quanto riguarda problematiche nuove come l'intelligenza artificiale, servono dei metodi nuovi, sicuramente, metodi nuovi che però in verità prendono sempre spunto un pochettino dai vecchi. Con l'intelligenza artificiale i ragazzi di oggi sono molto più ferrati, noi nemmeno ce lo immaginiamo cosa riescono a fare, però c'è sempre il discorso che spesso e volentieri, complice il fatto che sono giovani, non controllano mai, per intenderci, quello che gli viene dato, prendono la risposta così per oro colato, e questo apre un dibattito su 2 cose. Prima cosa, non leggono, quindi si fidano ciecamente, un domani pensiamo che razza di gente viene fuori. Seconda è, caspita, se io utilizzo l'intelligenza artificiale dappertutto, smetto di imparare a fare le mie cose. Voi pensate, se io devo fare il bilancio di un'azienda agraria oppure fare un piano di concimazione in un'azienda agraria, me lo faccio fare all'intelligenza artificiale, mi fido al 100% di quello che mi dice, magari la fonte dalla quale è attinto è una fonte completamente sbagliata o dei dati errati di qualche anno, canno tutto. Quindi vuol dire che dopo questi ragazzi qua, sì, se davanti hanno un insegnante, passatemi il termine imbecille, quello lì guarda sta roba, sì, no, capisce, gliela fanno franca e via. Però se un insegnante fa bene il suo lavoro, in quel caso lì utilizza un metodo vecchio, e qua entro nel discorso del metodo vecchio. Il metodo vecchio io lo intendo come autorevolezza dell'insegnante, farsi rispettare e dare rispetto al contempo. Se un insegnante sa tenere la classe, l'intelligenza artificiale non entra in classe. Perché nel momento in cui un insegnante è attento, vuole bene alla propria materia e ai propri ragazzi e quindi ci tiene anche un minimo di orgoglio, perché una delle prime cose che un insegnante deve avere anche è non solo volere bene ai ragazzi, ma avere anche l'orgoglio di avergli trasmesso qualcosa. È quello il tuo lavoro, è trasmettergli qualcosa, è donare a loro qualcosa che tu, con l'esperienza che hai avuto nella tua vita, hai avuto modo poi di trasmetterlo a dei ragazzi e farli partire da un punto maggiore rispetto a dove eri partito te tanti anni fa, cioè fare in modo, perché avviene una progressione rispetto a te, perché tu hai dato già a loro un pezzo di esperienza dalla quale loro partiranno e andranno più avanti rispetto a te. Questo dovrebbe fare un insegnante e a questo servirebbero gli insegnanti. Purtroppo oggi il mondo della scuola, invece che preoccuparsi di formare, di creare bravi insegnanti, ha la riforma del 4+2 che non serve a niente, così togliamo un anno di scuola e li facciamo diventare, ma ci saranno sempre, sai, il gruppo di quelli, io li chiamo i ben pensanti. I ben pensanti, perché oggi ogni volta che qualcuno dice qualcosa, no, che tende a portare un attimo a delle regole, ad un'impostazione, a qualcosa di sicuro, di stabile, che quindi un giovane avverte che ci sono i piedi piantati per terra, arriva il ben pensante di turno con un gruppetto creato ad arte che dice no, ma tu non sai che cosa stai dicendo qua e là, e cercano, no, in gruppo come le iene di sminuire quello che stai dicendo oppure anche di denigrare facendo leva su altre cose. Ma la verità di oggigiorno è questa: qualsiasi cosa ci sia di fatto bene con i piedi per terra viene distrutto, annichilito da un gruppetto sempre che spunta fuori dal nulla. Tu non sai da dove vengono fuori questi qua, calati dal cilindro, mandali là a rompere le scatole da quello. Non bisogna aver paura. Bisogna andare avanti. Avanti sempre. Mai fermarsi, mai. Allora, Sindaco Pizzol, cosa dice? Ormai siamo in chiusura, ma soprattutto l'importanza di investire nel territorio, un territorio anche molto fragile, abbiamo visto in questi giorni, sono ancora frane vicino a Cortina, sfido amico che un po' di scossoni che gacciapau, ma sembrava anche a stare in piedi e quello che vogliono continuare a fare. Tanto è vero, Sindaco, che io dico sempre, speriamo che la Perla non diventi una patacca, perché non so a che fine, tra siccità, la pista da bob che fine ha fatto non si sa, il turismo non arriva nonostante, ecco, queste
previsione che avevano fatto, io ho avuto gli albergatori, al momento non si vede, pochi soldi in tasca, non so come andrà quest'estate. Ecco, cos'è che la preoccupa di più proprio per quanto riguarda la famiglia e la gestione del territorio? Perché anche lei vive su un territorio fragile, non c'è niente da fare. Che Sarmede o Sarmede, sindaco? Sarmede. Sarmede. Aspetta, sindaco, cosa vuol dire Sarmede? Il nome? Ma il nome deriva da una popolazione longobarda, i Sarmati, che hanno poi dato il nome appunto al paese. Che bravo sindaco, speriamo non metterlo in imbarazzo, perché ho trovato ancora sindaci che non sapevano cosa voleva dire grande sindaco. Beh, anche un architetto bisogna dire. Invece, venendo a noi, allora, il compito secondo me nostro, specialmente per chi amministra piccole realtà come la mia che si estendono dalla pianura alla montagna, è appunto quella di creare le condizioni affinché il cittadino possa sviluppare le proprie ambizioni e possa trovare un luogo idoneo per l'abitare. E l'abitare non significa solo stare dentro quattro mura, ma poter vivere la comunità, e questo è il primo aspetto fondamentale. Dopodiché io aggiungo che a mio avviso col PNRR, visto che i soldi che abbiamo sono sempre pochi, sono sempre meno, abbiamo perso una grande occasione, quella di fare un grandissimo piano strategico per l'adattamento climatico e per combattere il dissesto idrogeologico. Purtroppo questi sono due aspetti che corrono paralleli l'uno rispetto all'altro, che ci sono ormai chiari ed evidenti, sono chiare le cause che li determinano, però noi non siamo stati in grado ad oggi di dare delle risposte efficaci ed efficienti. E questo è un grosso gap, perché ad esempio io adesso sto attendendo quello che arriverà domani, visto le previsioni che ci arrivano, dopo 2 settimane da 35 a 38 gradi, in cui sicuramente potrà accadere qualcosa, e noi a partire dal cittadino comune non possiamo più vivere con questa angoscia, non possiamo più pensare che da un minuto all'altro ci possa accadere qualcosa o ancora peggio che possano essere perse delle vite umane. E quindi noi dobbiamo darci delle priorità, e parlo a partire dal piccolo ma a chi ci governa. E se non affronteremo in modo serio, pragmatico e concreto questa tematica, noi rischieremo di vivere in ambienti non più ospitali, di dover far fronte sempre a delle emergenze e ad avere sempre delle conseguenze negative in termini economici. Quindi dobbiamo pianificare coinvolgendo la cittadinanza, in modo tale che venga dietro a noi e possa condividere e compartecipare alle nostre scelte. E questo purtroppo è ad oggi un gap ancora molto grande. Grazie sindaco. Abbiamo Paola da Campo San Piero. Ciao Paola. Ciao Mirella, buona giornata. Grazie. Volevo dire che prima sentivo coppie, no? Non è sempre così, perché succede anche dei meccanismi, non so che meccanismi. Alza un po' la voce Paola, se no non riusciamo a capire cosa dici, per cortesia, grazie. Succede dei meccanismi che uno va a dire all'insegnante che un altro va a copiare, invece di tutto il contrario, c'è quello che va a copia tutto, capito? E succede questi meccanismi qua, ecco, tra alunni, quello che sia, insomma, succede anche questi meccanismi qua. E volevo, come posso dire, invece di passare il cerino, in sanità usavo un bidon d'acqua, passare un bidon d'acqua. Basta così Paola? Grazie Paola de Campo San Piero. Al posto del cerino un bel bidon di acqua. Il problema è che manca anche l'acqua, se va avanti così non so cosa succederà, perché veramente è preoccupante la storia. Però quello che volevo vedere, anche come chiude il professor Previatello, è l'importanza delle parole, l'importanza degli esempi, dei messaggi. Ecco, giustamente abbiamo parlato prima, gli esempi sono tanto negativi. Stiamo perdendo veramente la realtà di quello che serve al territorio, al paese,
E non è vero che non abbiamo, Sindaco, le menti che potevano pianificare e veramente adoperare questi soldi che erano veramente una manna, perché non ne avevamo proprio. L'Europa però gli ha tolto tutto, quelli a fondo perduto e quelli da hanno preso tutto, non è che hanno preso tutto per fare cosa? Colate di cemento, vuote, perché non sanno adesso come riempirle. Un territorio che sta, come dice il sindaco, veramente dando segnali veramente allarmanti, però il problema è che non abbiamo le persone competenti per fare questo, è che non vogliono fare questo, perché sono altri i loro progetti e la loro visione di paese. Però se cade il paese, cadono anche loro, cioè non è che rimangono in piedi. Ad esempio, professor Piviatello, io inviterò anche il professor Zani, che è un fisico, che lui solo sentir parlare di nucleare dice: ma di cosa stanno parlando questi? Ma sanno di cosa stanno parlando? Ma sanno come è fatta l'Italia, che problemi sismici ha l'Italia? Cioè non è che possiamo sempre fare il paragone con la Germania, ma loro ce l'hanno e non. Ma avete visto in Venezuela cosa è successo? Avete visto cosa è successo? Allora, professori, i ragazzi capiscono questo, sono loro che veramente dimostrano, veramente anche delle volte con rabbia, ecco, anche marciando per salvare l'ambiente, perché questo stanno facendo anche per quelli che li criticano. Ecco. Prego, professore. Allora, il problema oggi purtroppo è sotto gli occhi di tutti e non voglio parlare troppo dei massimi sistemi, cerco di concentrarmi però su quello che io vedo nel mio piccolo. Nel mio piccolo vedo che purtroppo quando ci sono le risorse vengono investite completamente in maniera errata, il più delle volte non per incompetenza, ma è quello l'atto criminoso, secondo me, e non dico criminoso a caso, è voluto. E pensiamo a quante volte soldi che potevano essere investiti in prevenzione, in infrastrutture, in tutto quello che può essere utile al nostro territorio, sono invece stati spesi per cose inutili, tante volte per ammazzare della gente. Calma, oppure sono andati nelle tasche di chi volevano loro. Oppure sono andate nelle tasche. Perché non è che siano andati a fondo perduto, no, chissà dove. Cioè, qualcuno li ha questi soldi in tasca, Pensiamo quante volte, e guardi, mi limito al mio mondo scolastico, abbiamo le scuole che hanno bisogno di tantissime nuove infrastrutture, oppure, faccio un esempio, la mia scuola ha una sede, Palazzo Bellini, che è un palazzo storico donato dai fratelli Bellini alla scuola, con convitto annesso. Palazzo bellissimo, era la loro vecchia riserva di caccia. Bene, non si riescono a trovare i soldi per ristrutturarlo, ma è possibile che la scuola, invece di devolvere soldi solo in corsi, perché guardi, tutti i fondi che ci sono arrivati al PNRR, a parte alcuni fondi che effettivamente sono stati utilizzati per le strutture, ma siamo sobillati di corsi su corsi per un giorno per l'intelligenza artificiale, un altro giorno il corso per questa roba qua. Ma la vogliamo finire con tutti sti corsi? Che tanto non ci partecipa nessuno. No, perché là arrivano i soldi, professore, ma dai. Abbiamo Lorenza da Mestre, poi continuiamo e chiudiamo. Vai Lorenza. Salve Mirella, devo un attimino riferirmi al sindaco, cioè dei fondi che non vengono stanziati dove dovrebbero, allora mi riferisco al signore in cui è ospite stamattina sul discorso sugli investimenti sulle scuole, eccetera. Io ho una scuola, ho fatto vari miei, eccetera, una scuola alle elementari in via Andrea Costa, e tutte le volte che io passo per portare l'immondizia, eccetera, c'hanno una montagna in un angolo della scuola ormai da 2 o 3 anni. Ora io mi chiedo, a parte che abbiamo un problema con la Veritas che non disinfetta, perché passa anche 2 o 3 giorni che non portano via, e alla notte sappiamo chi porta, dove ci sono appunto i contenitori che si dovrebbe dividere, ecco, è un macello, poi non ne parliamo col caldo. Allora io voglio ritornare alla scuola.
Allora, gli investimenti della scuola, ok, ci sono i corsi di aggiornamento, però ci sono anche le strutture da verare, Mirella. Io quando passo in questa scuola mi prende il cuore, perché vedo un'immondizia in un angolo della scuola, è bene, è recente. Ma che stanno a fare quelle immondizie da anni? Che stanno a fare? Io chiudo qui, Mirella, perché guarda... no, hai fatto bene, no, Lorenza, no, poi no, bisogna no. iniziare anche a parlare, perché se non iniziamo a parlare, ognuno va a combatta, il problema non mi riguarda, non devo mica da nessuna parte, perché il futuro è anche nostro, cioè questi ragazzi saranno quelli che dovranno curare noi, e se lo insegniamo bene, non so cosa che succederà. Ecco, questo è il grande problema, gli esempi anche che Lorenza ha portato, come si fa una scuola a avere le immondizie da anni ferme? Dopo è vero, non lo so, Lorenza, ecco, sarebbe bello anche fare anche diremo anche alla nostra sede di andare a vedere, se ci dici, ecco, dopo dov'è questa scuola, beh, ma tanto la troviamo. Il problema è che veramente sono problemi seri che coinvolgono, che il cittadino passa e vede. Non è che non vede, Lorenza vede e dice ma come da anni cosa sta succedendo? Sappiamo che ci sono problemi, però dobbiamo anche risolvere questi problemi. Sindaco, come ci saluta? Microfono? Microfono, Sindaco? Sì, ho tirato, mi scuso. Io vi ringrazio per l'interessante e bellissima ora che abbiamo trascorso insieme e mi dico sempre, come diceva un nostro parroco di tanto tempo fa, che è Monsignor Paè, mai paura di aver coraggio. Quindi quando uno è con la coscienza a posto e cerca di fare quello che è nei limiti delle sue possibilità, è già tantissimo. E quindi mi auguro che questo possa essere di buon auspicio per il futuro e spero di poterla incontrare ancora. Approfitto per dire al professore, se vi interessa, noi a novembre di ogni anno inauguriamo la mostra, quindi magari le farò arrivare un invito ufficiale. Volentieri, grazie. Per conoscerci di persona. Grazie. Merita, veramente merita. Vede, quello che ho sentito, però vede, Sindaco Pizzo, lo dico anche al professor Previatello, il problema è che specialmente anche qua nel nord cominciamo veramente a non capire quello che dobbiamo fare, perché noi osanniamo quelli che hanno ridotto il paese in questa maniera. Questo è il grande problema che abbiamo. Noi veneriamo e osanniamo le persone che hanno fatto i fatti loro invece di fare i fatti nostri, perché ce la sanno raccontare, questa maschera che si mettono delle brave persone, ma che bravi. E poi ci ritroviamo in queste condizioni, con i soldi che non si sa dove sono finiti, che non li hanno spesi per il bene della comunità, e noi continuiamo, una parte di noi molto grande, a osannare queste persone. Per carità, passa l'onorevole, passa il senatore, si va a casa e paga qui tu, però questo qua... E ben anche. E ben anche, perciò anche se lo fermi penso che almeno un buongiorno potrebbe darlo. Sindaco, professore, come ci saluta, professor Previatello? Come ci Quanti saluti? promossi intanto? Ma fortunatamente tutti. Wow, vedete, sono bravi ragazzi. Beh, mi ha dato l'ispirazione giusta per chiudere. Quest'anno ho avuto la fortuna di essere commissario interno, quindi ho fatto fare la maturità ai miei ragazzi di quinta, che me li porto da quando erano in seconda superiore. Quindi è un po' da quando noi abbiamo iniziato a incontrarci, no? Sono passati 4 anni e loro sono sempre stati accanto a me. E, secondo me, visto come sono usciti questi miei ragazzi, se uno ci crede ci arriva. Magari non arriverà al 100%, arriverà all'80%, ma tu punta anche al 120, 140, arrivi all'80%, chi ci sarà dopo arriverà al 100%. Dobbiamo crederci e mai smettere, sempre fermi sui propri piedi. Mai aver paura che ci scappi la terra di sotto, perché tanto la terra è qua. E chi ti vuol far credere che stia tremando tutto, che trema lui per primo. Grazie anche al professor Claudio Previatello, grazie ancora al sindaco Leri Pizzolo, sindaco Salmede, pubblicità.
ed è un piacere veramente presentare la vicepresidente vicaria dell'Acri Sabina Bonomi, grazie veramente di essere qui, perché per me è una voce molto importante, assieme a un'altra voce importante che è Gigi Pirollo, sicurezza stradale, perché non finiremo mai specialmente di far capire l'importanza della serietà nella guida. Ecco, noi dobbiamo capire che abbiamo delle bombe in mano, che sono le macchine, che sono anche le motociclette, ma che sono anche le biciclette, che è anche il pedone, perché se ognuno di noi facesse la propria parte, con la serietà quando esce di casa, del rispetto suo e degli altri, forse tanti morti non li avremmo. Soprattutto usufruire di quella grande tecnologia che abbiamo, grazie alla ricerca, alla scienza. Abbiamo una tecnologia, penso l'airbag per le motociclette, tu lo sai, che ce l'abbiamo messo là, vuoi prenditelo, comparatelo, fai quello che vuoi, ma non interessa. E soprattutto il non rispetto delle regole di noi italiani, cioè non c'è niente da fare. Noi le regole, quando usciamo, ci facciamo le nostre regole. Tanto qual è il problema? Ma qual è? Che problema ho io? Non rispetto la velocità, la segnaletica, chi se ne... Nessuno mette più le frecce, le rotonde, questo dove va adesso, cosa gira? Rallento, quello accelera, invece... C'è un caos. Quando arrivi alla sera a casa, io giro molto, voi lo sapete, cioè dico, ma devo essere fortunata ad arrivare a casa la sera, perché basta, vedi Gigi, che trovo un cretino nella mia vita, non è che ne devo trovare parecchi, basta che ne trovi un cretino, e se trovo quello, la mia vita è finita per la mia famiglia, per me stessa, e magari lui si salva e io sono in sedia a rotelle, capisci che non si può continuare così. Però prima di dare la voce a Gigi Pirollo, che voi conoscete, io vorrei sentire anche cosa ne pensa Sabina Bonomi, questa vicepresidente dell'Acli. Ero quando ci siamo conosciute. Ecco, oggi. Adesso cosa allora? Oggi invece sono una cofondatrice della Scuola di Economia Civile, proprio parliamo di questo, e insegno organizzazione aziendale, per cui in università, e condivido il tema della civiltà e del rispetto reciproco che non abbiamo in generale, no? Noi tendiamo a pensare a un breve periodo, difficilmente guardiamo con lungimiranza e facciamo delle scelte che nell'immediato magari ci sembrano le migliori, ma quasi sempre hanno poi degli impatti, delle conseguenze negative. E l'altro tema enorme è quello appunto di un individualismo spesso spropositato. Non ci preoccupiamo delle conseguenze che le nostre scelte hanno sugli altri, e quindi, come dicevi giustamente, possiamo darci del tu, Mirella. Bonomi, grazie. Le persone svoltano, decidono, non guardano, loro devono sperimentare, quindi corrono. Proprio sabato ero a un convegno nelle Marche, 2 sabati fa, e c'era lungo una strada molto bella da fare anche in moto, tantissime motociclette a velocità assurde, che con una strada così piccola ovviamente dall'altra parte si rischiava spesso di incontrare qualcuno, e pieno di cartelli che diceva il casco non basta, serve la testa. Mi ha colpito questa pubblicità, perché il tema è proprio che a volte la tecnologia paradossalmente ci deresponsabilizza, no? Ci preoccupiamo di fare le cose come ci vengono perché tanto abbiamo gli strumenti, ma prima di tutto credo che serva mantenere la testa davvero e pensare quando si agisce. Vedi Bonomi, il problema è che noi abbiamo i 5 sensi, ma ci manca il buon senso. Quello è il grande problema che abbiamo. Quando usciamo, non tutti, perché ci sono anche delle persone brave, non voglio sparare nel mucchio, però manca il buon senso, perché viene spontaneo, ma quello cosa, cioè, e quello che mi preoccupa è che questi giovani, con questi esempi continui negativi che noi diamo, non si rendono conto dell'importanza della vita, ne hanno una sola. E quando sei in sedia a rotelle, se ti va bene, forse è là che riesci a capire lo sbaglio che hai fatto, ma non puoi tornare indietro. No, è tardi. Puoi qualcosa migliorare, ma non puoi tornare indietro. Però prima di parlare di questo vogliamo conoscere a fondo anche Sabina Bonomi, cosa fa col suo lavoro, ecco dove è orientata, per capire l'importanza di quello che dirà. Prego.
Allora, quando abbiamo fondato la scuola di economia civile, proprio dopo l'esperienza delle ACLI, era perché ci siamo resi conto del fatto che la nostra società in generale ha forse bisogno di ritornare ai valori delle origini. L'economia civile è la prima forma di economia che abbiamo avuto, la conosciamo poco perché noi italiani tendiamo, chiaramente non tutti, condivido Mirella che non dobbiamo né generalizzare né sparare nel mucchio, però tendiamo un pochino ad essere degli esterofili, no? Tutto quello che fanno gli altri è sempre bellissimo e quello che facciamo noi magari un po' meno. E l'economia nasce invece in Italia con questa cattedra che ebbe Genovesi a Napoli e si preoccupava di felicità pubblica. L'oikos nomos, no? Sono le regole della casa, ma la casa comune. Quindi l'economia nasce proprio per supportarci reciprocamente, diceva lui, serve perché le persone siano cooperanti, amiche delle altre persone e a differenza di tutta la scuola inglese di Smith, appunto, lui non pensava al mors tua vita mea, ma a lavorare insieme per una società che fosse più equa, più giusta, che si preoccupasse del bene comune, quindi di non lasciare indietro nessuno. Ora, negli anni ci siamo molto allontanati da questa prima visione e anche la profittabilità, che dovrebbe essere uno strumento per fare meglio, innovare, pensare, ecco, a mettersi al servizio degli altri, è diventata il fine ultimo. Ed è anche a causa di questo profitto, di questa finanza, che diventano l'unico obiettivo che facciamo a volte delle scelte poco lungimiranti e poco attente. E allora col professor Zamagni, con tanti altri colleghi, Luigi Nobruni, eccetera, abbiamo pensato di creare una scuola popolare che diffondesse una cultura, perché appunto l'economia nasce come regola generale della società, no? Che si preoccupa della felicità pubblica, diceva Genovesi. Se io sono felice a scapito di qualcun altro, già non ho costruito una felicità duratura. Se mi interesso solo di me e non degli altri, non sto costruendo una buona società e una buona economia. E quindi credo che anche a volte, no, quando le aziende che fabbricano gli strumenti o la politica stessa non si preoccupano del bene comune ma del proprio, ecco che allora noi, sballando i presupposti di fondo, abbiamo anche conseguenze negative a tutto tondo. Allora Gigi Pirollo, Gigi invece si occupa di sicurezza stradale, Oltre. Però bisogna investire su questo, direi. Ma anche se investi, il problema è che io investo su persone anche, ma mi rendo conto che anche se ho la possibilità di insegnare bene, ma se ho dall'altra parte che ti dicono sì, escono e fanno quello che vogliono, cosa vado a insegnare io? E io so benissimo quali sono i problemi che abbiamo. Parlo di guida, abbiamo una serie di cose messe insieme che abbiamo delle bombe che girano per strada. Cominciamo con la velocità. Non sanno guidare, non hanno idea di come va la macchina e come ci si deve comportare in caso di pericolo. Scuole guida si insegnano, ma posteggio, fare due manovre, vanno in autostrada poche volte. L'autostrada, guardate che è una delle cose peggiori che abbiamo. Certo. Ma gli incidenti ce ne sono sulle autostrade, ma sulle strade urbane e extraurbane. Perché? Guardate quanti incroci abbiamo, guardate quanta gente c'è. Perché il problema è noi, almeno io sono, o comunque sono un po' anziano, ma io parlo agli anni 70, 75, 80, non avevamo il traffico che abbiamo adesso, sono due robe completamente diverse. La mentalità che c'è adesso, come diceva la dottoressa, ognuno fa quello che vuole, non c'è più il rispetto, perché partiamo da un concetto base che non c'è il rispetto delle persone, zero. Certo. In macchina
fanno la stessa cosa. Il rispetto non esiste. Uscire da un incrocio, c'è uno stop, ti vedono arrivare, escono lo stesso. Velocità, abbiamo detto. Distanza di sicurezza non esiste. La distanza di sicurezza non è un optional, ti arrivano dietro. Ma se c'è un ostacolo e lui non è attento, perché abbiamo i telefoni, abbiamo adesso dentro in macchine moderne, non abbiamo cinematografo. più... Esatto, abbiamo... secondo voi, tra il telefono, anche se io uso sempre Bluetooth e tutto, ma abbiamo degli schermi enormi, l'occhio guarda quello anche... Sono d'accordo. Anche se sto guardando la strada, ma con la coda dell'occhio guardo. Io parlo di decimi di secondo, non è il secondo, decimi di secondo. Decimi di secondo, se ho la distanza di sicurezza corretta, la gestisco. Ma se ho che a 130 sono a 10 metri, il decimo di secondo sono dentro. Poi, alcol, lasciamo stare, droga, lasciamo stare. Sti ragazzini che escono, hanno la patente, hanno queste macchine, l'incidente dei 9, che erano in 9 in macchina, ma forse non c'è, vuol dire che non hanno la testa sti qua, ma non sanno che non puoi salire in macchina in 9. Io mi faccio delle domande ma pesanti, ma com'è possibile salire in 9 in macchina? Quando uno beve, escono, ma roviniamo le questo ha rovinato la sua vita. Certo, in primis. In primis, perché questo è omicidio stradale e questo starà dentro e la patente non la darà mai più. Ma non è quello, è tutta una serie di cose che messe insieme fa sì che non si riesca più a correre tranquillamente sulle strade. Abbiamo delle persone anche anziane che guidano, non hanno gli stessi riflessi di un ragazzino di 20 o di uno di 40, uno di 50, uno di 70. In base... Vanno piano però, Gigi. Sì, ma attenzione. Calma, Gigi, vanno piano sì, però attenzione. Se il limite è 50, non devi andare a 30. Sì, sono d'accordo. Bene. Perché allora che cosa? Se tu vai a 30, tutti ti vogliono superare, mi crei un problema. Sono d'accordo. Certo. Mi volete dire gli svincoli autostradali 40 all'ora? Siete mai andati a 40 all'ora su uno svincolo autostradale? Neanche i camion vanno a 40 all'ora. Cioè dobbiamo mettere delle cartelli giusti, perché non puoi, hai un cartello che ti dice 50 all'ora. Usciamo dal cartello, quindi sbarrato dei 50, vai a 70, 10 metri dopo 50 all'ora. Ma tieni 50? Ho capito. Troppi cartelli. Troppi cartelli. Confusione totale, perché adesso abbiamo Waze, delle applicazioni. Io sinceramente guardo più l'applicazione che ti dice 70 all'ora, 50, perché sono più precise che non i cartelli. Ma non esiste andare in giro così. Non esiste, perché tu pensi anche sulla pedemontana. Attenti a quello che vi dico. L'incidente ultimo che è successo? Sì, va bene. Dicono 110 all'ora. Ma tutte le autostrade siamo a 130. Perché mi metti 110? Entri in galleria, diminuire la velocità a 110. Casa mia 2 più 2 fa 4, vuol dire che potevo andare a 130? Perché se no non mi dici diminuire, giusto? Ecco, perché chi fa e segue queste robe qua, a volte dovrebbe mettersi in mano a gente che di lavoro fa questo. Certo. Non dietro una scrivania. Io vado a litigare con la gente per questi motivi qua. No, ma fai bene, ma quello che è importante, Bonomi, è capire, prima si parlava col sindaco Leri Pizzo di Sarme del professor Claudio Previatello, che è un insegnante di economia agraria,
che bisogna anche capire che noi abbiamo le persone competenti, le persone brave, le abbiamo. Sempre messe nei posti sbagliati. Ma il problema è che non fanno parte del sistema. Certo. Perché queste persone bravi che dici tu che saprebbero come gestire, perché ognuno con la propria competenza, creerebbero un problema a quello che invece in quel momento è un problema da risolvere per la persona che ha questa possibilità di far sedere su quella poltrona dannata, maledetta, la persona con la competenza. Perché non è che non le abbiamo le persone competenti, è che non le vogliono, perché sennò tutti questi fondi, questi soldi pubblici andrebbero a migliorare la qualità della vita del paese, perché abbiamo i più grandi ricercatori, i più grandi ingegneri, i più grandi architetti, i più grandi design nel mondo che se li tengono anche stretti. Il problema è che qua la competenza in Italia, nel nostro paese, non è al primo posto. Al primo posto ci deve essere la marionetta, quella che gestisco, quella che poi metto lui ma comando io. Allora, lei, Bonomi, Sabrina, economia, veramente questa parola è importantissima. Cosa vuol dire economia civile, economia nel rispetto, economia nelle regole, non sappiamo niente, non c'è trasparenza, è tutto un caos. Queste persone diversamente giovani che gli hanno messo dalla sera a mattina la carta di credito, lo SPID, la telemedicina, non riescono neanche ad operare il cellulare, ma poi queste persone sono quelle che non riescono neanche a collegarsi con Mirella, che se non hanno, come ho detto prima, 4 persone alle spalle che gli prepara tutto, non riescono anche a fare il collegamento. E io devo prendere lezioni da chi che sto ascoltando. Allora, l'importanza invece della comunicazione, sapere di cosa parlo, con persone veramente che sanno, questo hanno bisogno i giovani e i diversamente giovani. Ma allora, grazie della domanda. Riprendo un pochino anche quello che è stato detto. Io credo che tutte le situazioni serie siano complesse, noi non possiamo semplificare, no? E quindi, giustamente, come ha citato, ci sono tantissime cause dietro un problema e bisognerebbe affrontarle con serietà. C'è un tema di competenze, io sono d'accordo, perché non chiamano qualcuno che ha le competenze, no? Per scegliere che cartelli mettere, dove metterli, come spiegare, cioè questo è un primo tema. Il secondo è sicuramente quello anche di un profitto a tutti i costi, perché nel momento in cui io vedessi, anche fossi un esercente di un bar, no? Vedo una persona che ha già consumato e non mi dica che non ci sono modi per verificare, il secondo o il terzo non glielo do. Ma siccome quello per me è fonte di profitto, se il profitto per me è il fine e non un mezzo per rendere la mia vita migliore, certo devo guadagnare anch'io, ma anche quella degli altri, ecco il tema dell'economia civile, la reciprocità nel fare il mio bene, penso anche a quello degli altri, non glielo do, non faccio macchine che corrono ai 240 all'ora per andare su strada, che il limite è il 130, dove devo andare con la macchina che va ai 280? In pista, ma allora mi fai una macchina che non è utilizzabile per la strada, e se ti trovo con una macchina che ha quella velocità te la levo, perché il senso dovrebbe essere quello di assumersi una responsabilità in tutto quello che noi facciamo, quindi quando costruiamo le auto, quando educhiamo, giustamente ha detto dovremmo insegnare vuol dire lasciare un segno. Noi non dobbiamo pensare che l'insegnamento e la formazione sia solo riempire le teste di nozioni, ma lasciare un segno vuol dire far capire alle persone il senso di quello che stanno imparando. Se tu vai per strada, il tema non è solo che tu sappia fare un parcheggio S, certo, importantissimo, per amor del cielo, ma
il senso vuol dire il significato di quello che fai, quindi quando sei alla guida qual è il tuo significato e la direzione, cioè dove stai andando, qual è il tuo senso, arrivare a casa con la macchina. Il tema è arrivare a casa, non far vedere che sei più abile, che riesci a passare in uno punto stretto, che riesci a superare in curva. Quindi dobbiamo riportare i giovani a farsi domande, giovani e meno giovani, perché vale per tutti, a farsi domande sul senso di quello che fanno. Il senso di quello che fanno. E anche la scuola guida Aspetta Sabrina, perché abbiamo Adriano da Campalto, se non mi cade la linea. Vai Adriano. Intanto buongiorno a lei e ai suoi Buongiorno. ospiti. Va bene, buongiorno. Allora, prima cosa vorrei parlare col signore Gigi Pirollo. Pirollo, che è giusto quello che lei dice, però trovo sbagliato una cosa, va bene? Che tante volte guardiamo il telegiornale, vediamo che hanno fatto queste leggi, va bene, e dopo mi vedo per strada tutte queste persone con i cellulari in macchina in mano. Allora mi dico, ma cosa stiamo a prendersi in giro? Facciamo le leggi e dopo queste leggi non vengono rispettate? Dico, allora la colpa di chi è? Perché non c'è nessuno per strada, tante volte vedo io, dico, quello sta sicuro che prima o dopo succede e resta secco. Quello lo stesso, perché vedo tanti giovani col cellulare in mano, addirittura che mandano anche messaggi. Ne ho visto, una volta mi è toccato a me una ragazza giovane di 22 anni, ho detto metti via subito il cellulare perché qui se no ti incastrano. Ho detto per salvarti, ho detto, perché dico non si fanno queste cose, ho detto devi fermarti e parlare politicamente da parte. Dopo, seconda cosa, volevo parlare con la signora che parla del discorso aziendale. Questi metodi che sento ultimamente per la televisione, vorrei capire un po' di più, perché signora, il discorso aziendale è semplice, signora, non ci vogliono molti studi, ci vuole il buon senso di venirsi un po' incontro, perché io non riesco a capire, io preparo queste persone sull'azienda e dopo mi ritrovo fuori che l'azienda dovrebbe preparare queste persone per anche far risparmiare a noi qualcosa, perché alla fine la paghiamo questa cosa qui, però ci costa cara perché giustamente non c'è un accordo fra voi e lo Stato, o c'è, nessuno ne risponde, alla fine ho denotato che i prezzi aumentano, che sono un piacere. Quindi dico, ma cosa serve? Dico, cerchiamo di fare qualcosa anche per la povera gente, perché sinceramente qui parliamo troppo bene, ma razzoliamo un po' male. Allora dico, parlo con lei signora, perché vorrei che lei mandasse questo messaggio alle aziende, perché io ho fatto una volta un schema che gli imprenditori sono venuti tutti da me e mi hanno ringraziato, mi ha detto Adriano, lo dobbiamo ringraziare perché quest'anno nessuno è stato a casa in malattia. Perché? Perché bisogna non mostrare sempre la carota e mai darla, bisogna un po' preparare a dare qualcosa in cambio, voglio dire, perché molto chiaro Adriano, fammi andare avanti, se no non ce la faccio. Comunque sei stato chiarissimo, ti ringrazio, lo portiamo proprio dalla dottoressa Bonomi, prego. Beh, allora, intanto io sono d'accordo con lei sul tema delle regole, che raramente noi abbiamo poi la certezza della pena. Questo è il tema, regole le mettiamo, ma se non c'è da un lato la preparazione culturale delle persone, dall'altro però anche la certezza della pena, è ovvio che prima c'è il furbetto, poi i furbetti diventano 1, 2, 3 perché vedono che qualcuno se la cava e allora perché uno deve sentirsi paradossalmente il fesso, no? A rispettare la regola non ci sentiamo più gli onesti, ci sentiamo i fessi, ed è una cosa a mio parere grave, perché ribaltiamo il sistema di ciò che è giusto con invece il cercare un escamotage. Per quanto riguarda le aziende, io sono d'accordo con lei nel senso che
Le aziende sono un luogo anche educativo, perché noi passiamo troppo tempo della nostra vita al lavoro perché l'azienda non abbia anche questa responsabilità. E oltre a essere un luogo educativo che quindi forma le persone anche ai comportamenti equi e giusti, oltre a dirlo bisogna farlo, perché le persone non seguono quello che diciamo, seguono quello che facciamo e quindi seguono i comportamenti che vedono. Sul tema dei prezzi torno a dire quello che dicevo prima: se io faccio economia civile, cioè penso al mio bene ma anche a quello degli altri, non esagero nel voler arraffare il più possibile a scapito delle persone, perché poi quando le persone non hanno più capacità di reddito, nel lungo periodo non vendo più neanche io, cioè non ci si rende conto che nel lungo periodo tutto torna, no? Dovremmo essere un pochino più attenti gli uni agli altri, e il rispetto, che si parli di strada, che si parli di economia, è la base, che si parli di scuola, è la base del vivere civile. O noi ritorniamo a renderci conto che per stare insieme dobbiamo preoccuparci gli uni degli altri e assumerci la responsabilità. Non è che perché quella cosa lì non è mio compito, la scavalco e poi in là. Non è che perché se un cartello è ribaltato me ne frego. Non è che, cioè, devo semplicemente ritornare a avere cura dentro le aziende e fuori le aziende. Abbiamo Paola da Vittorio Veneto. Ciao Paola. Buongiorno Mirella, avete forse cambiato argomento, perché Prego. io volevo chiamare per via della circolazione stradale. Vai, vai. Posso andare lo stesso? Certo, c'è anche Gigi Pirollo. Vai, allora, vai. Io premetto che sono patentata dal 1970, avevo 20 anni, quindi adesso ne ho 76. Non ho mai fatto un incidente, però li ho sempre subiti gli incidenti. E una cosa che farei veramente far presente ai ragazzi, quando ho fatto la patente io, e premetto che a casa mia non c'era automobile perché il papà non ce l'aveva, il nostro istruttore ci diceva: ricordatevi ragazzi che non c'è nessun segnale che vi dice di correre di più di quello che è stabilito e non c'è nessun segnale che vi obbliga a sorpassare. Io queste due cose qua me le sono messe veramente ben in testa, e infatti la velocità dove c'è un limite io l'ho sempre osservata. I sorpassi, se non hai un tratto dritto e con una buona visibilità della corsia opposta, non sorpasso. Se sono sicura lo faccio, se no aspetto finché è possibile farlo. Poi una cosa che ho notato adesso, perché io abito a Vittoria, però periodo di scuola ho la piccolina da portare a scuola tutti i giorni. La freccia a sinistra non esiste più. Non esiste più, quindi c'è chi gira a destra normalmente e questo sì, è meno pericoloso, c'è invece chi gira a sinistra, che siano camion, che siano macchine, che sia di tutto e di più, non c'è nessuno più che segnala niente. Poi un'altra cosa, la segnalazione del controllo della velocità sulle autostrade o dappertutto, perché lo mettono? Se c'è un limite, perché bisogna segnalare che là bisogna andare alla velocità che è stabilita? C'è un limite, bisogna osservarlo. Io ho rispetto per me stessa, per la mia famiglia e anche per gli altri. Tante volte ho previsto le manovre sbagliate che potevano fare gli altri e ho evitato gli incidenti. Però ne ho subiti 4, sempre per la mancanza di distanza di sicurezza o per altri motivi, distrazioni o cose varie. Però io in vita mia non ne ho mai fatti. E poi addirittura un'altra precisazione per i ciclisti. Allora vendevano le auto senza lo specchietto di destra, c'era solo quello di sinistra. Poco dopo fatta la patente mi sono resa conto che c'erano anche i ciclisti sulle strade. Sono andata in officina, mi sono fatta mettere anche lo specchietto retrovisore di destra, per la sicurezza mia e anche del ciclista. Questa cosa qua l'ho insegnata tanto io quanto mio marito, che era altrettanto prudente anche lui come me, ai nostri figli. E adesso che ho la piccolina, delle volte facciamo anche scuola guida e educazione proprio alla guida con la piccolina, perché anche lei dice: nonna, sai cosa ci vorrebbe? Cosa, amore? Ci vorrebbero 6 occhi. Come 6 occhi? 2 davanti, 2 dietro e 2 di fianco.
Questo è quello che volevo dirvi oggi. Grazie cara Paola, grazie, ce ne vorrebbero tante persone come te Paola, complimenti, sei veramente complimenti. Gigi, prego. Gigi Pirolo. Ha detto giusto, ma purtroppo sono cambiati i tempi perché anch'io sono anziano, perché ho la patente dal 72, quindi cioè non è da 74, scusa. Quindi sono cambiati i tempi, sono cambiate le macchine, è cambiato tutto, cambiati i fondi stradali, perché un'altra cosa che volevo dire prima, abbiamo delle strade che sono tenute benissimo, delle strade che invece i comuni dovrebbero pensare a sistemarle, perché le buche ci sono, ma non per le macchine, ma anche per le moto. Quindi è una serie di cose che bisognerebbe rivedere tutti. Poi, per quanto riguarda il discorso dei sorpassi, è logico, cioè se uno supera prima di una curva vuol dire che è scemo, cioè per me fa male a lui, ma fa male anche agli altri, e lo fanno. Sì, ma come ti dicevo, se manca il rispetto, io ti dico, insegno, e quando parlo con questi ragazzi, ogni tanto dico, ma state ascoltando o no? Io sono cattivotto su queste robe qua. Quando spiego a un po' di persone, io vedo, te l'ho anche forse raccontato, gente, ragazzi che hanno il telefonino mentre io spiego. Io non sto zitto, io dico, mi dici le ultime 2 parole che ho detto? No, allora esci. Perché tu disturbi quello che sto facendo io. Sto facendo l'interesse non mio, perché io sto spiegando, per voi. Ma se non c'è il rispetto per quello che ti insegna, entriamo nell'argomento dei professori delle scuole, figurati se io, là è meglio che lasciamo perdere perché diventerei cattivo, vero? Allora, hai capito? Quindi manca il rispetto delle persone allora. e anche quelli che insegnano. Vai Antonio. Sì, pronto? Prego Antonio. Sì, buongiorno, sono Antonio da Mestre. Ho 67 anni e ho trascorsi sia sportivi in moto che in macchina. Attualmente continuo a correre in moto. Allora, ho sentito per quel che riguarda i divieti. I divieti purtroppo i limiti di velocità sono vincolati alle normative ANAS di responsabilità sulle tratte. Per cui per deresponsabilizzare l'ANAS mettono i 50 anche dove praticamente si potrebbe andare a 110 e questo purtroppo è un grosso problema. Poi un'altra cosa, i limiti purtroppo sono rimasti invariati negli ultimi, da quando c'è il codice civile della strada, però le macchine hanno aumentato la loro sicurezza. Andare via con una Fiat 500 con la quale ho imparato a guidare, che si faceva la doppietta, che a 90 all'ora era praticamente da pazzi, oggi con una Fiat 500 a 90 all'ora sei fermo. Quindi dovrebbe essere riviste anche tutte queste situazioni qua. Terzo aspetto è che le scuole guide non insegnano un emerito picchio. Perché il problema qual è? Quanti di questi ragazzi montano con una macchina, che normalmente anche quelle che possono essere guidate con la patente dei primi anni, tranquillamente arrivano a 140-150, sanno praticamente utilizzare la macchina con situazioni emergenziali, quindi una frenata improvvisa, e se io vado a 100 all'ora, se devo improvvisamente frenare, in quanto tempo mi fermo? Se praticamente sto facendo una curva, se freno, cosa succede alla macchina? Cioè tutte quelle che sono praticamente le condizioni dinamiche che praticamente non insegna nessuno, però ci si ritrova di fronte a situazioni che quando devi praticamente far fronte a ciò sei impreparato. Per quel che riguarda le moto, stessa cosa. Oggi tu puoi prendere in mano una moto dove, io dico sempre, cioè sono un motociclista da sempre, quando si cade su strada non c'è il cartellino giallo o il cartellino rosso, prevalentemente c'è quello rosso. Se cadi su pista ne hai tanti di gialli, diversamente ne hai uno di rosso. Quindi il problema è che c'è la mancanza di scolarizzazione nel condurre auto e moto, soprattutto perché non si conoscono i limiti e quando si affronta il limite non si sa affrontarlo e quindi diventano mortali, sia per la macchina che anche per la moto. E poi i limiti, ripeto, sono fermi al codice della strada quando le macchine al massimo facevano 90-100 all'ora. Grazie Antonio, grazie, molto chiaro, grazie delle riflessioni che hai fatto a voce alta. Gigi Pirolo? Ha perfettamente ragione, cioè io che insegno, perché insegno in pista, ci accorgiamo che non sanno guidare,
escono dalle scuole guida che non sanno guidare, ma non sanno effettivamente guidare. Questo è il problema grande. Sì, ma oltre che parlare bisogna agire però adesso in qualche maniera, no? Hai dei costi? È sempre torniamo sempre a quel discorso là, ai costi, cioè io ti faccio girare in pista, gli insegniamo bene perché facciamo tante cose, non solo la guida sportiva veloce, la guida di guida sicura, chiamiamola guida sicura, che poi può diventare sportiva se sai effettivamente guidare, ma uno che non sa guidare, sicuramente non gli insegno la sportiva, prima deve avere le basi, poi passo alle successive. Ha detto giustamente che le macchine di una volta andavamo a 90 all'ora, sembrava di andare come dei missili, adesso a 90 all'ora sei fermo. E poi per quanto riguarda il discorso cartelli ANAS, secondo voi non ci si può accordare e mettere dei cartelli un pelo diversi? O togliere quelli che non servono. Ma è il tema della responsabilità, sì, perché, lo so. Come diceva giustamente, no? Se io metto il cartello, perché invece di rifare il manto stradale, metto il cartello perché così la gente va più... E mi sono tolta la mia responsabilità. Sì. Però anche lì, perché alcune strade sono pessime? Da un lato sicuramente più frequentate, ma spesso hanno subappaltato, e noi lo sappiamo bene, a realtà che per massimizzare il profitto hanno usato materiali scadenti, e vengono fatte le cose veramente non per durare, ma per ricreare un giro economico. E allora mettono i cartelli rallentando, così la responsabilità è di chi guida e non di chi ha fatto male il lavoro. Il tema ultimo è sempre della responsabilità. Poi io condivido che le macchine di oggi sono più sicure, ma se sono più sicure non consentono comunque di andare a certe velocità che io vedo, perché non è solo una questione di sicurezza dell'auto, è una questione di visibilità, è una questione di quello che anche altri possono fare e di conseguenze. Poi siamo esseri umani, quindi dobbiamo sempre tener conto che non c'è solo la tecnologia che ci aiuta, dobbiamo tornare al senso di quello che facciamo, no? Se ho una macchina che può andare velocissima, ma non ho in testa la capacità di capire quando è il momento di rallentare, perché una roba, se vado con una macchina che va a 70 all'ora, 100 all'ora al massimo, i tempi di frenata sono diverse con una macchina che va via a 220 all'ora. Arrivo dentro in curva molto più veloce. Ma quando è che vado a frenare? Un ragazzino non ha neanche la più pallida idea di che cosa sia, a meno che non abbia fatto una scuola di guida, che arrivano che fanno i kart a livello professionale di qua e di là, tutto un altro discorso. Ma quanti sono? Non è che sono tanti, Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Mirella, e buongiorno ai tuoi ospiti. È il problema della gente che non fa le strade, Mirella, è che bisogna curargli nel Sardeo a chi che va via in macchina. Bisogna mettere che il posto Sardeo non serve niente se professori sanno tante robe, ma non c'entra questa roba che è qua. È come chi avesse una pistola, e la pubblicità mi fa vedere macchine, mi fa 100 in 10 secondi un scatto, macchine che corre 320, e dopo piangiamo per le strade. Ma ne incontriamo in cerca, e che tutte stupidate qua, perché una volta che teníamo gli occhi non sapevamo niente, non vedeva tutte queste morte, vedeva manco macchine. Adesso per le strade che è un casino, che è giusto che vada piano. Bisogna che quando uno monta in macchina sia io stesso responsabile che dà in mano una bomba, perché se la opera mai accioppa. Cosa non mi sega di fare tutti questi problemi, devo il psicologi, questo e quello. Il Sardeo devo che funziona con disegni in macchina, non ho la macchina perché non ho la patente. Sono a 70 anni con i barchi a motore, ma barchi da corsa, barchi di quello di voi. Ma Rinaldo, lasciamo perdere, perché a Venezia è un disastro con i barchini e con le... lasciamo perdere anche, perché parliamo di strade, ma guardate che veramente è folle io quello che ho visto, come corrono con certi barchini. Rinaldo, fammi andare avanti, grazie, perché sono in chiusura, ma tanto so che ci risentiremo, grazie per le riflessioni, perché volevo fare un discorso importante
che si occupa di un'altra cosa, che è questa economia civile. Allora, io ho un banco solidale, Bonomi, e quello che vedo mi lascia sempre con l'amaro in bocca. Queste famiglie non ce la fanno più. E non sono, ripeto, barboni, sono gente, persone che lavorano e non riescono ad arrivare alla fine del mese. Noi veramente siamo concentrati su quello che ci fanno vedere, tutti vanno in ferie, hanno le case, e si vive bene in Italia, e qual è il problema? Poi io vorrei che facessero un passaggio nei banchi alimentari, non solo al mio, ma veramente, e siamo veramente in tanti, a vedere cosa sta succedendo nel paese. Poi ci dicono mangia bene e dammi i soldi. Un litro di olio extravergine di oliva costa minimo 15 euro. Però devi mangiare con l'olio extravergine d'oliva se vuoi arrivare in salute. Questi supermercati che continuano a crescere, non si riesce a capire, allora quelli per i poveri, quelli per i meno poveri, quelli per i ricchi, quelli per gli ultra ricchi. Ma l'economia civile non fa parte anche della conoscenza di capire dove vuole andare a parare qualcuno che non ci dicono? Allora, sicuramente io ti ringrazio di questa domanda perché dobbiamo davvero cambiare il nostro approccio all'economia. Non ha senso che le persone che lavorano non possano avere una dignità e io credo che chi lavora debba avere la giusta remunerazione. Noi parliamo di tante cose in questo momento che sono fumo negli occhi per non far vedere la vera tragedia di questo secolo, è che le persone che lavorano sono più povere di quelle che non lavorano o quasi, sono comunque in situazioni difficili. E credo che qui il tema sia complesso. Da un lato è il tema davvero che le aziende vogliono realizzare profitti enormi senza avere vera efficienza e lo fanno sulle spalle, sulla pelle di chi lavora. La seconda è che è vero, Mirella, che un litro di olio costa 15 euro, ma quanto mangi con un litro di olio e quanto ti previene a livello di salute mangiar sano? Noi spendiamo però volentieri 2 euro di parcheggio, o comunque è normale spenderle, o 7 euro di un'ora di cinema, e 15 euro o 12 o 13 di olio che ti dura un mese. Quello ci sembra caro, cioè dipende anche dalle priorità che noi diamo. Natura si sta facendo una pubblicità che a me ha colpito molto. Dice, se tu lo paghi troppo poco, qualcun altro paga per te. E pagano il caporalato, pagano le persone che lavorano e sono mal pagate, perché logicamente a voler pagare troppo poco, cioè un cane che si morde la coda, paghiamo poco, che vuol dire che però a monte ci sono anche persone non remunerate correttamente. Certo. Allora, noi secondo me il problema vero che abbiamo in Italia è risolvere il tema dell'economia. Dobbiamo ripensare a una crescita, dobbiamo investire sulle aziende che lavorano bene, che rispettano i lavoratori, che rispettano il giusto prezzo, che non fanno le strade con materiali scadenti che dopo 2 mesi hanno la buca e la conseguenza è che la gente si fa male. Cioè dobbiamo tornare a imprese sane, serie, che lavorano, che pagano, e ne abbiamo tante, esatto. Ma quelle non fanno storia. Non fanno storia. Quelle, Mirella non le racconta nessuno, raccontiamo solo quello che non va per darci un'idea di non avere una speranza. Gianfranco Valeri da Cessalto, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, mi rivolgo al signor Gigi. Ecco, sono pienamente d'accordo con lei, tutto quello che ha detto, proprio al 100%. E sa perché glielo dico? Perché io adesso sono più anziano di lei, perché da dire l'ha detto che lei ha preso la patente nel 74, io l'ho preso prima. Però ho trascorso parte della mia vita, cioè 40 anni, delle forze dell'ordine, prima come carabiniere, poi come vigile urbano e poi sono trasformato in polizia locale. Io mi sono sempre battuto per una cosa, cioè i vigili urbani dovrebbero essere professionalmente preparati solo per, cioè hanno i regolamenti comunali, e se noi ci avessero dato tutto il compito del codice della strada, invece i politici vogliono trasformare in un'altra polizia, che non ha senso, ha capito? Perché noi abbiamo solo competenze territoriali, non a livello nazionale, e certo di disporre comunque di cose. Poi, guardi, sulla strada noi eravamo tanti, dietro una contraddizione c'era una paternale, non era
semplice così, si toccava proprio nel cuore, c'era una paternale, c'era un'istruzione e tutto. Quando poi, guardi, quando ho sentito parlare sto periodo che non sono favorevole anche alla tecnologia, ma la tecnologia non c'entra niente con l'operatore, che mettono pure altra gente a fare quel tipo di lavoro, gli amministrativi vanno a prendere i rullini e tutto. Noi dobbiamo stare sulla strada e sulla strada deve stare le divise, perché se le divise sulle strade, ho sentito addirittura che praticamente avevano tolto gli autovelox. Ecco, mi dico una cosa, l'articolo 141, sa perché ho fatto io di 141? Perché il 141 poi la strada parla chiaro, non ci vuole un strumento per sanzionare una persona. Ecco, l'unica cosa che era sempre in dubbio che non c'era, come lei ha giustamente prima, le distanze di sicurezza, non poteva sanzionare la distanza di sicurezza fino a che non c'era l'urto. Una volta che era l'urto si poteva fare la sanzione, ma in caso di urto, capito? Ecco, però le pattuglie sulla strada, e poi un'altra cosa, se avessero investito in pattuglie civili, c'è una pattuglia civile, una macchina civetta, ha capito? Una macchina civetta, lei non sa mai chi può capitare. Se solo se macchine civette, non l'ho mai vista. Grazie Gianfranco, molto chiaro, grazie. Prima di rispondere a Gianfranco però volevo fare un'altra domanda alla nostra Sabrina Bonomi, soprattutto capire cosa sta succedendo con le banche, nel senso, prima abbiamo sentito la fusione dei comuni, adesso abbiamo la fusione delle banche, ma con i nostri soldi però stanno facendo le fusioni e noi non sappiamo niente, non sappiamo come funziona il sistema. Dobbiamo arrivare in banca se vogliamo essere tutelati col commercialista e con l'avvocato. Dobbiamo stare attenti a mettere una firma perché è talmente scritto in piccolo che non riusciamo neppure a capire cosa c'è scritto e soprattutto come che ce la raccontano. Allora, lei ci può spiegare cosa sta succedendo, visto che parliamo di economia civile, con queste banche che si stanno fondendo? I nostri soldi dove vanno a finire, non sappiamo più cosa fare, tanto è vero che veramente noi tutti italiani non sappiamo più dove tenere i soldi, come fare, perché non ce li sfilano dalla sera alla mattina con eleganza, che dovrei dire molto chic. Allora, dove andremo a parare se continua così? Allora, sì, la domanda del secolo. Allora, io non sono un'esperta di finanza, però so 3 cose di quello che è stato detto. Allora, il primo che c'è un tema di trasparenza e di comunicazione. Prima lo citava anche nella comunicazione sulle strade, ma vale dappertutto. Se tu vuoi essere capito, Genovesi, quando scrisse il suo libro di economia civile, scrisse in italiano, quando tutti scrivevano in latino, e lui diceva: non mi interessa essere osannato, mi importa essere capito. E il primo tema è questo: quando tu hai 8 pagine che non capisci niente, è evidente che non vogliono essere capiti, vogliono raccontare cose. Diceva mio nonno, che era un falegname veneto, diceva: quando mette massa robe, lei per non farsi capire e te frega. E questo è evidente. Del nonno, Se uno dicesse poche cose e chiare, perché c'è una forte asimmetria informativa, cioè non puoi chiedere a me, è come con la medicina, no? Il consenso informato, ma come faccio a essere informato? Tu hai studiato 10 anni medicina, io non ne so niente, devo però io darti il consenso. È la stessa cosa nelle banche, no? Ci chiedono è sempre un tema di responsabilità. Do a te la responsabilità del problema e non me la prendo io. Questo è il grave problema. Quindi c'è un tema di comunicazione e di trasparenza. Poi c'è un tema ovviamente di dimensioni. Quando noi competevamo in un territorio molto piccolo o comunque a livello europeo, dove comunque la cultura, la matrice culturale è simile, anche se molto diversa da paese a paese. Ma quando noi andiamo su uno scenario internazionale dove le dimensioni sono enormi delle imprese, è chiaro che la fusione ha il senso di
competere con quelle, però stiamo perdendo quello che era il significato della finanza. Anche la finanza, come il profitto, doveva essere di aiuto alle persone, di aiuto alle aziende, e quindi banche che stanno sul territorio, le banche di credito cooperativo, le casse rurali, le banche popolari, avevano quel senso lì. Certo. Oggi il grande gruppo del cittadino non gliene frega niente del problema della persona, non sanno neanche chi sei. Prima il direttore, esatto, non ti badava soltanto i numeri che eri in grado di dare, ma guardava la tua storia, i tuoi valori. I problemi che magari avere come oggi delle banche di credito cooperativo che restano nei paesini dove tutti gli altri scappano perché il profitto non gli conviene star là, sono grandi risorse, quindi anche noi come consumatori dobbiamo un po' abbiamo scegliere. l'esperienza di Veneto Banca, Ecco, però attenzione, ma lì perché però Mirella, è vero, però Mirella lì si è distorta, ha perso la sua origine, e dove sono finiti però tutti i controllori lì? E i soldi? Perché da qualcuno e lì in tasca ne abbiamo tantissime, perché c'è stata la Carife a Ferrara, c'è stata la Carige a Genova, cioè sono stati tanti. E chi è che ha tutelato le persone lì? Dov'è, chi sapeva in questi casi, è stato zitto però. Esatto, dove sono, ecco, volevo dire quello, oltre al tema della trasparenza da parte dell'istituto, c'è anche un tema di onestà intellettuale da parte chi ha il dovere, perché ci sono lì consigli di amministrazione, ci sono revisori, possibile che nessuno si sia reso conto di niente. Qualcuno si è reso conto, quelli che facevano parte del circo magico, alla responsabilità. Che sono riusciti ad avere i soldi. Ecco, ma allora la responsabilità è è prendersi le cose per sé o è farsi carico per gli altri? Adesso vi faccio una domanda io. No, anche perché abbiamo terminato, perché ho anche altri ospiti. Allora, vuoi rispondere al nostro Gianfranco? No, appunto, va benissimo, va bene quello che ha detto, sì, prego. La domanda che voglio porvi, avete mai letto, quando vi danno una carta in banca che magari è 5-6 pagine, chi ha letto dalla prima riga all'ultima? Ma anche lo facessi non lo capiresti? No, io non l'ho mai fatto. puoi? Non posso? Ma perché allora mi fai 5 pagine per togliersi la responsabilità? Certo. Bene. Il tema è sempre quello. Volete ridere? Mi fanno un'intervista ma poco tempo fa. Tu hai mai paura in macchina da corsa? No. Ho paura forse, ma quando hai paura? Quando vado in banca la mattina. Da là è partita. Perché? Perché nelle corse in macchina so quello che faccio. Sì. In banca non dipende da me. Non dipende da me. Non gestisco io però, la corsa. È vero, però dobbiamo informarci meglio e seguire davvero. Io mi faccio sempre consigliare, ecco, e cerco di avere, ma quindi bisogna tornare alla fiducia, come una volta. Come una volta, invece non siamo più dei numeri. Non abbandonare la tecnologia, perché il progresso c'è, però dobbiamo tornare a mettere in fianco al dialogo, la relazione. Io torno su questo. Se noi ci parliamo e ci mettiamo assieme, sicuramente risolviamo i problemi. Meglio Grazie a Sabrina Bonomi. Mirella. Economia civile, qualcosina abbiamo capito, perché bisogna che stiamo attenti di più, questo è sicuro. E grazie anche a Gigi Pirollo, sicurezza stradale. Anche qua tante parole, tanti fatti, però purtroppo bisogna agire per veramente difendere questa sicurezza, però dobbiamo fare un cambiamento culturale. Gigi. Se non facciamo quello, possiamo mettere in campo tutto quello che vogliamo, ma il cambiamento culturale è necessario, se no non andremo da nessuna parte. Grazie, pubblicità. Grazie. Adesso vi porto a Bologna, all'ospedale Rizzoli, dove c'è il professor Francesco Vomaro. Per me è un onore ospitarla, professor Vomaro, la ringrazio invece di essere qui. È una cosa che veramente ci tenevo tantissimo, perché stiamo parlando di deformità vertebrale, dove è responsabile appunto il professor Francesco Vomaro, perché si parla, delle volte mi dicono, professor Vomaro, non parlare di guerra o di miracoli. Io invece dico che voi veramente fate dei miracoli, professore. Lei l'ha fatto con un ragazzino, veramente io non so come ringraziarla a nome di tutti noi per l'impegno, la competenza, la genialità che mettete in queste operazioni veramente difficilissimi,
e cosa ne pensa dell'intelligenza artificiale. Prego, professor Vommaro, so che lei ci deve, ecco, rimarrà poco, però quel poco tempo è preziosissimo. Prego, professore. Buongiorno e vi ringrazio per l'invito. Allora, sicuramente va detto una cosa, che quando si parla di patologie vertebrali si parla di uno spettro estremamente ampio, no? Si va dalla classica, diciamo, problematica degenerativa della zona lombare, tipo l'artrosi, le discopatie, le classiche erne del disco, alle patologie della deformità della colonna, cioè quando la colonna a un certo punto della vita comincia ad incurvarsi. Ancora più specifico è quando questa cosa succede nei bambini, solitamente succede per una qualche malformazione, quindi qualche difetto di fabbrica, tra virgolette, della colonna, che fa sì che già nei primi mesi della vita comincia questa colonna ad incurvarsi. Quindi è importantissimo l'esperienza che si matura in questo ambito. Quindi stiamo parlando di una nicchia, quindi della chirurgia vertebrale, all'interno di un sottogruppo che è appunto la patologia legata all'età dell'accrescimento. Una volta si parlava molto di scoliosi, mettevano questi gessi terribili in tutto il corpo, tiravano il mento. Io mi ricordo, visto dei ragazzini, io mi domandavo, ero piccolina, professore, ma come fanno a portare tutti questi gessi per lunghi periodi? Poi scienza, ricerca e tecnologia hanno fatto passi da gigante, ma c'è sempre poi la mano dell'uomo, del chirurgo, che riesce. Lei l'ha fatta con il piccolo Aria, ci spieghi, ci racconti, perché sono degli interventi meravigliosi. Prossima volta però mi deve mandare qualche video, però, professore, sì? Sì, la prossima volta, professore. La prossima volta facciamo Prego, vedere professore, ci racconti. Di immagini. Allora, i progressi della medicina, i progressi della chirurgia hanno letteralmente stravolto negli ultimi 10 anni il modo di trattare queste deformità. 10-15 anni fa l'unica arma era appunto utilizzare questi corsetti ortopedici che erano delle torture, perché erano dei in rari casi ancora si utilizzano, per fortuna in rari casi, sono dei dispositivi fatti su misura sul bimbo, devono essere utilizzati per la stragrande maggioranza, diciamo, del tempo nell'arco intento delle 24 ore, cioè sono dispositivi costrittivi, come diceva lei prima, che devono essere utilizzati dalle 18 alle 20 ore su 24, quindi un tempo davvero molto molto massivo per ottenere un qualche effetto terapeutico. Qual è l'effetto terapeutico di questi presidi? È quello di non far peggiorare la deformità, oppure di provocarne un rallentamento della progressione. Oggi la chirurgia invece, le aziende che producono device, sempre anche con il sostegno all'intervento, le idee di noi chirurghi, permettono di utilizzare dei dispositivi che si inseriscono all'interno della colonna anche con delle tecniche estremamente poco invasive. Questo lo voglio rimarcare, non sono interventi estremamente invasivi. Si parla di interventi alla colonna, si parla di 5, 6, 8 ore di intervento. No, questi dispositivi si inseriscono nella colonna eseguendo interventi molto, molto piccoli, della durata di un paio d'ore, con modestissime perdite ematiche, con il bambino che il giorno dopo, 2 giorni dopo, viene messo in piedi, ed è un dispositivo che funziona come un distrattore vertebrale, cioè come qualcosa che ne guida la crescita dell'interno senza necessità di utilizzare un busto esterno. Allora, professore, lei ci sta dicendo che dobbiamo avere meno paura quando parliamo di operazioni alla colonna vertebrale. Una volta veramente andavi via di testa quando si diceva questo, perché non avevi la sicurezza che il problema sarebbe risolto, ed era molto delicato. Quanti passi avanti si è fatto appunto nella chirurgia di questa deformazione, professore?
Allora, passi da gigante. Le do un dato. In qualsiasi intervento che viene eseguito sulla colonna vertebrale c'è per tutta la durata dell'intervento un neurologo in sala operatoria che attraverso un dispositivo estremamente sofisticato controlla l'attività elettrica del midollo in tutte le fasi dell'intervento, cioè in ogni gesto chirurgico che noi eseguiamo su quelle vertebre, su quella colonna di quel bimbo, c'è istantaneamente un controllo che va a monitorare che il midollo che è all'interno delle nostre vertebre funziona correttamente. È come un controllore di volo a terra. Questi sistemi hanno aumentato davvero in maniera pazzesca la sicurezza di questi interventi. Le do un dato: noi oggi diamo alle famiglie di questi splendidi bambini, diamo probabilità di sicurezza dell'intervento dal punto di vista della sicurezza neurologica, ovvero inteso il rischio di avere una lesione midollare, quindi una paralisi, diamo percentuali di sicurezza superiori al 99%. 10-15 anni fa era impensabile dare questi numeri, quindi zero preoccupazioni. Oggi la strumentazione chirurgica, l'elettrofisiologia con neurologi specializzati in questo tipo di monitoraggio ci permettono di poter eseguire questi interventi in assoluta sicurezza. Avete sentito perché è un onore per me ospitare veramente il professor Vomaro, ma veramente un onore. Vediamo se abbiamo anche Rossano Bartoli, presidente Fondazione del Filo d'Oro, se è con noi, eccolo qua. Buongiorno Presidente. Allora, ha sentito cosa ha detto il professor Vomaro? Ha qualche domanda da fare? La ringrazio, professor Bartoli, anche lei di essere qui. Prego. Non mi sente? Mi ha sentito Bartoli? Sì, dica. Ecco, ho detto se ha sentito quello che ha detto veramente il professor Vomaro, no. E se vuole aggiungere qualcosa e presentare anche la sua fondazione, prego. Allora, intanto complimenti al professore perché diciamo, la spiegazione, quello che ha raccontato è veramente una cosa molto molto bella, molto positiva e sappiamo che risolve tanti problemi. Per quello che riguarda invece l'esperienza della nostra fondazione, come è noto, noi da ormai 61 anni e mezzo aiutiamo bambini, giovani, adulti e anche persone anziane che vivono la condizione della sordocecità e della pluridisabilità psicosensoriale. Quindi la nostra è un'esperienza su un campo diverso, non per questo diciamo privo di difficoltà e di importanti come posso dire, collaborazioni tra quello che è il personale specializzato che opera all'interno della nostra fondazione, i volontari, le famiglie naturalmente e la collaborazione delle stesse persone sordocieche. Quindi è un impegno importante per raggiungere livelli di comunicazione, di autonomia e quindi per essere nelle condizioni di vivere una vita dignitosa e dove ciascuno possa dare anche il proprio contributo alla collettività. Questo è un po' in sintesi estrema l'esperienza della Lega del Filo d'Oro e quello che noi stiamo facendo. Allora, grazie veramente Bartoli di aver detto quello che ha detto e soprattutto per questa importante fondazione. Adesso però andiamo a vedere queste foto che ha mandato il professor Vomaro del piccolo Ariel per far capire l'importanza di dare speranza a tanti genitori. Delle volte, sa professore, io parlo con questi genitori, ecco, se non fanno veramente squadra tra di loro tramite internet, non sanno, non hanno risposte, non è che ci sia tutta questa trasparenza nella comunicazione, dove posso andare quando mi capita una cosa di questo genere, a chi rivolgermi, devo cercare e non sempre è facile. Io mi ricordo, mio marito è biologo e aveva un grande professore che diceva a loro: ricordatevi, quando si sta male, si hanno problemi, si deve andare sempre dal migliore. Sì, ma trovarlo il migliore, professore, però aveva ragione.
bisogna fare più consulti, avere delle certezze, specialmente se hai degli interventi molto importanti. Non è che dovremmo avere più informazione anche con il medico di famiglia, con le ULSS, perché veramente è difficile, professore, capire. La gente si fida e poi magari ha dei problemi anche con gli interventi. Prego, professor Vomero. È una grandissima verità quello che dice. Sicuramente noi nel tempo ci siamo molto differenziati, ci siamo molto specializzati sugli aspetti chirurgici e sugli aspetti proprio tecnici della cura di queste patologie. Non abbiamo fatto altrettanto dal punto di vista della comunicazione. Noi come gruppo abbiamo questa primavera iniziato un progetto molto importante attraverso la creazione di una piattaforma online, attraverso la quale, anche una piattaforma interattiva, attraverso la quale le famiglie, i genitori di questi bambini possono trovare tutte le informazioni, fare tutte le domande e riuscire ad avere uno strumento affidabile e attendibile al quale loro possono rivolgersi per avere risposte concrete ed efficaci su quello che è il problema che caratterizza quel bambino, per evitare poi di infilarsi in quel mare magnum della rete, dove poi spesso non esci salvo, considerando il grosso quantitativo di informazioni, a volte neanche tanto attendibile, che un paziente può estrapolare dalla rete. Quindi dobbiamo assolutamente migliorare la comunicazione, dobbiamo informare i pediatri sul territorio. Un ramo di questa nostra piattaforma è anche proprio riferito ai pediatri, dove possono anche avere modo di consultare, quindi ci sarà una sezione per appunto i medici specialisti dove loro possono approfondire gli aspetti tecnici, le novità che la chirurgia del trattamento di queste deformità oggi offre, e non, come mi è successo più di una volta, non ritrovarmi un pediatra sessantenne o più, che è rimasto ai concetti chirurgici di alcuni anni fa, e quello che fanno per le famiglie è solo del terrorismo, perché probabilmente l'informazione che hanno è di 30 anni fa, dove questi interventi venivano fatti, ma un paziente su 3 aveva una lesione neurologica permanente. La ringrazio veramente, professor Vomero, per quello che sta spiegando, quanto importante è la comunicazione, specialmente quando sei in malattia, che hai problemi, che devi fare interventi. Adesso le chiedo un'altra cosa. Io ho diversi chirurghi quando vengono, qui ho tantissime eccellenze, e tutti dicono l'importanza della figura femminile in sala operatoria. Ecco, questa figura femminile che rende sempre più spazio ed è molto preparata. Cosa ne pensa, professore? Anche lei dice che questa presenza femminile è fondamentale in sala operatoria su interventi anche molto delicati? Sì, è fondamentale. Noi abbiamo una notevole rappresentanza ed è fondamentale anche nel contributo che nel contributo non solo tecnico assolutamente sovrapponibile, ma anche nel contenuto, e nell'apporto umano e nell'apporto affettivo che riescono a dare a questi nostri bambini. In particolare abbiamo 2 nostre colleghe che sono davvero il caso di Ariel, per esempio. Vediamo anche la foto, per cortesia. Eccolo qua, la foto di Ariel col professor Vomero, eccola qua. Prego, professore. Esatto, quindi dalla quale proprio si può estrapolare quella componente affettiva insieme alla componente tecnica che veramente contribuiscono al successo di queste cure. Assolutamente vero. Senta, professor Vomero, poi la lascio, glielo prometto, però un'altra domanda gliela devo fare. Come intrigare questi giovani
anche perché sentiamo che io ho dei chirurghi che sono molto preoccupati perché manca anche questa figura, i numeri sono pochi, per intrigare ancora di più i giovani, perché noi li prepariamo benissimo, abbiamo le migliori università, la formazione è perfetta, però se ne vanno all'estero e siccome sono bravi, poi con fatica ne vediamo qualcuno che ritorni. Cosa vuole dire? Dov'è che abbiamo sbagliato, secondo lei, professore, queste migrazioni di giovani veramente bravi che se ne vanno? Abbiamo i migliori ricercatori all'estero, abbiamo veramente delle eccellenze che potrebbero veramente essere qui in Italia. È una domanda difficilissima quella che mi fa. Il mio pensiero è questo. Oggi io sono fermamente convinto che il sistema sanitario italiano sia uno dei migliori al mondo in termini di qualità e di quantità di servizi che è in grado di offrire. Secondo me deve essere un pochettino più fluido, un pochettino più dinamico, forse è il termine più corretto, nel diciamo incentivare il giovane medico, il giovane chirurgo, diciamo incentivarlo e rendergli un pochettino più dinamica la possibilità di una carriera, cioè di una carriera anche in termini di upgrade, di responsabilità, di eseguire interventi più complessi. Quindi gli va data secondo me un po' più di spazio, un po' più di libertà di movimento, cioè secondo me c'è bisogno di questo, lasciare un pochettino più alle abilità e ai talenti la possibilità di esprimersi, perché io ho tanti colleghi che hanno fatto questa scelta qui di andare all'estero e il motivo era questo, non è un motivo economico, non è un motivo di qualità della vita, perché lo sappiamo tutti che come si vive in Italia si vive in pochissimi altri paesi del mondo, il problema è la prospettiva e la possibilità di esprimere i propri talenti senza condizionamenti e senza ostacoli da parte dei sistemi e delle persone che fanno questi sistemi. Io la ringrazio veramente, professor Vomaro, per essere stato con noi, per aver spiegato anche su un tempo breve la qualità degli interventi nel 2026 che lei sta facendo come deformità vertebrali. Io veramente la ringrazio perché il mio scopo, professore, è quello di togliere la paura, di fidarsi veramente e di non veramente credere sempre che per te è finita, che non ci sarà miglioramenti, ma per questo dobbiamo crescere culturalmente e dobbiamo fare più conoscenza, più trasparenza e più informazione, se no non ne verremo fuori e non riusciremo a catturare tutti quei giovani che magari avrebbero anche voglia di vedere, di imparare, ma dobbiamo girare la piramide, se no non ce la faremo mai. Veramente grazie. Assoluta verità. Professore, come ci saluta? Con quale saluto ci lascia? Un grande in bocca al lupo a tutti, una buona estate a tutti e viva i bambini che sono la nostra forza. Grande professor Vomaro, grazie e grazie veramente da tutti noi, grazie per gli interventi che fa, che ridanno la possibilità di sperare a queste creature. Grazie veramente professore. Adesso Grazie andiamo a da voi. Daniele a Vedelago, vai Daniele. Pronto, buongiorno, faccio presto perché a 3 milioni quali finia. Volevo solo passarvi mia mamma di 92 anni che vuole dare un saluto a Mirella, adesso te la passo. Vai. Pronto? Ciao carissima. Mi sono sua mamma di Daniele. È 2 anni che guardo sulla televisione. E fa tanto del bene. Non vedo ora che viene lunedì mattina per vederla ancora. E voglio dire solo questo. Grazie cara, grazie, un grande abbraccio, sai. A me da ora il tempo che non sai cosa fare. Grazie. Se vieni qua, che ho caro fare 2 parole con ella e vivere in persona. Grazie, guarda, quando vuoi sai che io ci sono, non c'è nessun problema, anche se avete una situazione molto molto delicata. Allora, professor Bartoli, ci racconti un po' com'è la situazione in questo momento? Noi vediamo che il mondo del volontariato è stato molto colpito, abbiamo pochi giovani, ecco questa Lega del Filo d'Oro come va con i giovani, con queste figure? Prego. Ma
Io credo che stiamo andando avanti bene, nonostante le difficoltà che ci sono, nel senso che intanto mi sembra che a livello di opinione pubblica ci sia una sempre maggiore considerazione del mondo del terzo settore e quindi delle organizzazioni come per esempio Lega del Filo d'Oro che operano per risolvere e affrontare determinate questioni e quindi per il bene comune. Questo credo che sia un qualcosa di importante. Vedo che anche in termini di avvicinamento dei giovani e delle persone meno giovani al volontariato, quindi ad un impegno personale diretto per dare un proprio contributo, continua ad esserci. Certo che anche qua si parlava prima di comunicazione, la comunicazione è fondamentale per chi vive il problema della disabilità, per le loro famiglie, è anche fondamentale per coinvolgere da un lato le persone che decidono di svolgere professionalmente il proprio impegno all'interno delle nostre organizzazioni e anche delle persone che vogliono esprimersi come volontari. Quindi a mio avviso c'è nel riscontro perlomeno che noi abbiamo nelle diverse sedi, ormai siamo presenti in 13 regioni, quindi abbiamo un po' un panorama importante delle diverse realtà, c'è attenzione. Certo, dobbiamo comunicare per farci conoscere, per dire che ognuno può dare anche un proprio contributo anche dal punto di vista del volontariato. Le istituzioni, come è noto, camminano sempre un po' a rilento, nel senso che si stanno facendo dei passi in avanti con delle norme che però trovano difficoltà nell'essere applicate, però non possiamo non riconoscere che io mi giro indietro di 20 o 30 anni, la situazione è profondamente cambiata, c'è un'attenzione maggiore rispetto a questi problemi, c'è una maggiore partecipazione delle famiglie anche che sono, come posso dire, consapevoli che ci sono dei diritti che vanno a essere garantiti e quindi non sono sempre lì passivi ma si auto-organizzano, quindi questo è un qualcosa che va nella direzione giusta. Dopodiché, come sempre, dare servizi presuppone sapere come si danno, quindi avere le preparazioni, avere il personale, avere i mezzi e quindi andiamo a finire inevitabilmente in quelli che sono i finanziamenti che a livello pubblico non sono mai sufficienti e l'esperienza della Lega del Filo d'Oro questo lo dimostra, nel senso che noi facciamo tanta comunicazione anche per trovare risorse private che ci consentono di realizzare servizi che altrimenti non sarebbero possibili. Allora, se devo esprimere in sintesi, le cose vanno avanti, potrebbero andare meglio, però dobbiamo guardare anche gli aspetti positivi che via via ci sono. Sta anche a noi, come posso dire, dare un contributo ulteriore anche in termini di comunicazione perché determinate problematiche siano affrontate in modo diverso e più partecipato, sapendo che se noi diamo una risposta alla persona che è più fragile, questo innalza il livello delle risposte a tutta la collettività. Quindi dobbiamo far leva su questi aspetti per continuare, non abbatterci e andare avanti dando, per quello che ci riguarda, più risposte a quanti ci chiedono di essere aiutati. Però c'è un però, lei ha fatto una battaglia assieme ad altri per la trasparenza del 5 per 1000, ecco questo 5 per 1000 sì, ecco, no, ne parliamo perché adesso tutti chiedono il 5 per 1000, diventiamo sempre di più, ecco, però bisogna anche che la politica e il governo dia risposte su questo 5 per 1000 come funziona. Prego Bartoli. Intanto almeno l'anno scorso è stato innalzato il tetto, quindi la cifra a disposizione e si è visto il risultato, nel senso che quanto è stato assegnato alle diverse organizzazioni 5 per 1000 corrisponde alle tante firme in più che si sono avute, quindi rispetto agli anni precedenti è stato almeno momentaneamente attenuata questo gap che c'era tra le firme e quanto veniva distribuito.
Ora sicuramente c'è un problema di trasparenza, ma su questo credo che tutti coloro che percepiscono sia cifre importanti ma anche meno importanti hanno l'obbligo di esprimere la rendicontazione, che diventa anche una rendicontazione pubblica, e poi oggi la maggior parte delle nostre organizzazioni sono enti del terzo settore, quindi ci sono degli adempimenti molto precisi che debbono essere fatti. Per dire la verità c'è anche però una parte ancora diciamo che non funziona, nel senso che tra tutti coloro che fanno domanda, tutte le organizzazioni che fanno domanda per partecipare al discorso, alla distribuzione del 5 per 1000, purtroppo c'è una percentuale che non riceve neppure una firma, e questa è un po' un'anomalia che qualche riflessione la dovrebbe far emergere, perché è impensabile che una organizzazione richiede di essere tra gli enti che possono percepire 5 per 1000 e non riceve neppure una firma. Quindi c'è un qualcosa che va diciamo a creare un surplus di lavoro diciamo anche dal punto di vista burocratico, che però non produce effetti. Questo è un qualcosa che veramente lascia un po' perplessi. Per il resto io credo che il 5 per 1000 rappresenta una momento di democrazia, dove ogni cittadino liberamente, con la sua firma e apponendo il codice fiscale dell'organizzazione che sceglie, decide a chi destinare questo contributo, che è un contributo, ricordo, che non viene erogato direttamente dal cittadino, ma è il quid che viene destinato dallo Stato. Quindi il cittadino ha già pagato le sue tasse, viene destinato all'organizzazione che ne beneficia. Io mi auguro che questa modalità continui ad esserci, perché ci sono tanti studi, ma l'esperienza ce lo dimostra: quello che va a beneficio delle organizzazioni come distribuzione del 5 per 1000 ritorna alla collettività in termini di servizi, in termini di ricerca scientifica, in termini di tutela dei diritti, cioè ritorna moltiplicato per un certo numero di volte. Quindi lo Stato ha deciso di rinunciare ad una parte 5 per 1000 sulla base delle firme, ma questa rinuncia in realtà è un investimento che lo Stato fa, perché attraverso le diverse organizzazioni riceve in cambio molti più servizi e molte più opportunità che vanno a vantaggio di tutta la collettività. Vede, professor Bartoli, io le posso assicurare, adesso è cambiato qualcosa, ma fino a poco tempo fa, anche dove andavi a fare il 5 per 1000, che poteva essere dal sindacato oppure dal commercialista, non c'era l'elenco delle associazioni che potevano avere a disposizione questo 5 per 1000. Qualcosa si è fatto, a mio avviso non abbastanza. Comunque, come dice lei, non si riesce ancora a capire perché qualcuno non riesce ad avere nessuna firma, perché non ci sono gli elenchi, non tutti li hanno nei posti giusti. Ma soprattutto quello che era successo anni fa, io mi ricordo col Presidente Conte, l'ho spiegato anche più volte in trasmissione, dove lui ha restituito i soldi che avevano messo in saccoccia da una parte per 2 anni. Ha detto: questi soldi di chi sono? Sono del 5 per 1000, allora dategli. E noi abbiamo ricevuto i soldi che da 2 anni erano messi ben tranquilli da una parte. Io ho avuto un senatore, gli ho chiesto di ricontrollare che magari non succeda ancora che questi soldi vengono tenuti da parte per chissà quale scopo, e questo lo devo dire perché è veramente successo. Io la ringrazio, Presidente Bartoli, Rossano Bartoli, di essere stato con noi, la ringrazio di questa fondazione che è molto importante. Come avete sentito, cosa riescono a fare veramente questa Lega del Filo d'Oro per dare speranza a tanti bambini e a tante famiglie. Veramente grazie Bartoli, buon lavoro. Come ci saluta? Un saluto veloce, Presidente. Ma un saluto veloce, che l'attenzione alla persona più fragile è qualcosa di dovuto e che ci unisce e ci fa crescere tutti quanti. Grazie, 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 buon lavoro ancora, e adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ecco, questo è l'assegno che io consegno al signor Roverato Renato, che è il Fondo Veneti Schiacciati dalla Crisi, sperando che questo signore trovi un lavoro e finalmente riesca a trovare la serenità
Questo è il primo piccolo contributo che noi nel nostro piccolo ma grande cosa stiamo facendo. Prego Renato. Grazie. Ecco, lei cosa farà oggi? Riceve l'assegno, cosa farà con questi soldi? Innanzitutto ringrazio Mirella Tuzzato e voi tutti di quanto state facendo per me. E questi soldi, ho tutti i debiti da pagare, cioè le bollette, ho diverse spese, diciamo, di cui cerco insomma di far fronte. E ancora ringrazio tutti chi di dovere, grazie mille. Eccoci qua, siamo a Quarto d'Altino da Vincenzo Soci. Ciao Vincenzo, tutto bene? Purtroppo nessun lavora, abbiamo lo sfratto tra poco, fra un mese. Quanti figli avete? 4 figli, Si i chiamano? genitori. Nicolas è il più grande che ha 25 anni, Ambra che ne ha 22, Emily 18 e il piccolo Sebastian 11. Che Sebastian è quello per la quale io sì. sono arrivata subito, perché ci sono dei problemi con Sebastian. Sì, infatti, sì, perché una volta che noi andiamo via da qua e che non troviamo un posto dove andare, purtroppo il sindaco ci ha detto che lui viene messo una comunità, una casa famiglia, non si sa. E noi grandi ci arrangiamo come possiamo, insomma. È successo che da luglio del 2011, praticamente, dove lavoravo io, che lavoravo al porto a Marghera, ho cominciato a perdere delle commesse di lavoro, per cui il lavoro è venuto a mancare e sono rimasto a casa. Poi ho trovato qualche lavoretto a qualche periodo, 1 mese, 2 mesi, 1 mese, 2 mesi, ma non è una cosa continua e fra l'altro non pagano. Si è sommato tutto e siamo arrivati a questo livello qua, a questo punto qua, insomma. Purtroppo siamo arrivati quasi al punto di non ritorno. Non vorrei da trovarmi insomma con un figlio in meno, poi sappiamo, poi quando si comincia è una cosa. Cos'è che ti fa fare questa fatica? Cos'è che ti disturba per... C'è un qualcosa, dai. Ho tanta paura che i miei non trovano la casa. Sei contenta, Cinzia? Ok, grazie, veramente. Cosa Sì. vuoi dire ai telespettatori che hanno pensato di aiutarvi in maniera così generosa? Grazie a tutti, vi ringrazio, a tutti gli spettatori e in bocca al lupo a chi ha il problema come i nostri. Vi ringrazio tutti, in special modo Rete Veneta e tutti i telespettatori che ci hanno dato una mano concreta. Eccoci qua, siamo arrivati a Padova, in via Ristori, da Giuliana Bosello. Ciao Giuliana. Salve. Rete Veneta è arrivata. Sono Dai. un po' emozionata. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Quando l'anno scorso io sono rimasta senza lavoro per 1 anno e mezzo, un po' il mio ex marito mi ha aiutato a pagare le bollette, ma ragazzi, cioè, ti entra nella testa un meccanismo che non è da poco, se non hai una forza interiore non è facile. Giuliana faceva la commessa, ma poi la crisi e i tagli al personale, senza più un lavoro, ha imparato a fare a meno di molte cose, ma mai della sua determinazione. Si taglia tutto. Cioè io stavo a casa, non c'è più spazio per, ma magari anche per andare una giornata in piscina, per togliersi le tensioni, tutte queste cose, si taglia tutto, per cui cibo e bollette e basta. Anche per lei l'assegno di Rete Veneta, la solidarietà fatta di piccoli gesti di tanti telespettatori che hanno contribuito a dare speranza a uomini e donne che come Giuliana hanno perso il lavoro. Ecco qua Giuliana. Grazie a te. È con grande piacere, sai che te lo diamo veramente, ma proprio veramente con grande piacere. E grazie anche a tutti i telespettatori che sono delle persone che sanno, che sentono cosa vuol dire in determinate situazioni. Ce l'abbiamo fatta, vai! Un messaggio che vorresti dare a queste persone così in difficoltà come te? Cos'è che vorresti dire? Le prime parole che mi vengono di petto dal cuore, dai. Non arrendersi mai. Brava, Bisogna brava. avere, non posso dire parole volgari perché una signora non le dice. Non si possono dire. Esatto, però bisogna avere la forza di andare avanti. Allora io prima di salutarti
Ok. Volevo consegnarti, regalarti, anche se un po' scippata, questa rosa, segno di amicizia, che tu lo sai che la rosa. E poi perché tu sei una rosa, perché sei così solare come questa rosa gialla. Guarda, così il tuo sorriso proprio rincuora. È il mio. Ecco. Un'accia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli